Telespettatrici e telespettatori di Antenna 3, buona giornata, ben ritrovati con la nostra prima edizione dei telegiornali, insieme come sempre fino alle 14:30 con tutte le notizie di cronaca, gli aggiornamenti sui principali fatti dalla regione del Veneto e poi naturalmente l'approfondimento politico ormai quotidiano in vista delle elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 maggio, con un confronto tra candidati al Consiglio Comunale di Treviso. Ed è una giornata, quella di oggi, particolarmente ricca di avvenimenti di cronaca, due di poco fa che ci hanno costretto un po' a modificare completamente la scaletta del nostro telegiornale. Una ci arriva dalla provincia di Treviso, da Oderzo, dove un'avvocatessa è stata accoltellata poco fa di fronte al suo studio. Una nostra troupe si sta recando sul posto e naturalmente vi forniremo tutti i dettagli nel corso del nostro telegiornale. A quanto pare ha riportato varie ferite, ma non sarebbe in pericolo di vita. L'altra grave notizia ci arriva invece dal Vicentino, dove a Fara Vicentino c'è stata poco fa una sparatoria. Dalle prime informazioni parrebbe ci fosse una persona deceduta ed un'altra ferita. Anche in questo caso la nostra troupe si sta recando sul posto e vi forniremo le notizie non appena saremo in grado appunto di collegarci con i nostri inviati. E c'è anche un'altra notizia di cronaca che ci arriva dal Vicentino, dal Bassanese in particolare, dove questa notte si è verificato un incidente mortale sulla nuova Gasparona all'altezza di Marostica, a perdere la vita un 63enne del posto. Questi dunque i principali fatti di cronaca della giornata, sui quali vi aggiorneremo appunto in corso d'opera. Oggi è il 24 di aprile, vigilia della festa della liberazione, che ancora divide e sta suscitando un vespaio di polemiche a livello politico, e proprio a questo tema è dedicato il nostro sondaggio di oggi. 25 aprile, l'antifascismo è ancora un valore? Se per voi la risposta è sì, fate una chiamata gratuita allo 0422 162 6691. Se per voi la risposta è no, una chiamata sempre gratuita naturalmente allo 0422 162 6690. Questi dunque i numeri ai quali potete chiamare per esprimere la vostra opinione su questo tema. Come sempre poi il risultato del sondaggio verrà reso noto questa sera nella nostra prima serata Ring a partire dalle 21:15. Ma continuiamo intanto con la cronaca, perché c'è stato un incidente stradale degenerato in pestaggio. Siamo sempre nel Vicentino, nella zona di Vicenza Ovest. Ad essere coinvolte sarebbero state una decina di persone. È intervenuta la questura per far luce sull'accaduto. Sentiamo. Incidente stradale in via del Commercio, poi degenerato. È successo nella notte tra sabato e domenica. L'incidente sarebbe degenerato in una lite tra diverse persone presenti. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, avventori di locali pubblici presenti in zona, probabilmente alterati dall'abuso di sostanze alcoliche. Alla vista delle pattuglie delle forze di polizia, una buona parte si sarebbe allontanata. Gli agenti intervenuti hanno comunque proceduto all'identificazione di una decina di individui e a far accompagnare al pronto soccorso 3 di loro, 2 dei quali contusi superficialmente ed uno in stato di incoscienza per l'abuso di sostanze alcoliche. Sono tuttora in corso accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto e consentire al questore Paolo Sartori la valutazione in merito all'eventuale adozione di provvedimenti amministrativi e misure di prevenzione. Immigrazione clandestina e sfruttamento della prostituzione, arrestata in una comunità di accoglienza di Tribano, siamo in provincia di Padova, una 37enne nigeriana.
Aveva costretto una sua connazionale minorenne a prostituirsi con minacce, violenze e pressioni psicologiche. Una nigeriana di 37 anni è stata rintracciata e arrestata in una struttura di accoglienza a Tribano in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna. La donna deve scontare una condanna definitiva a 7 anni, 8 mesi e 10 giorni di reclusione per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riduzione in schiavitù e tratta di esseri umani. Tra il settembre del 2015 e il giugno del 2016 aveva fatto arrivare in Italia e ospitato a Rimini una sedicenne nigeriana, riducendola in uno stato di soggezione approfittando della sua povertà e costringendola con minacce e violenze a prostituirsi. La donna, arrestata dalla polizia di Padova, è stata portata in carcere a Verona. I suoi figli di 6, 4 e 2 anni sono stati affidati ai servizi sociali di Padova. 2 arresti per spaccio di droga sono stati compiuti nel fine settimana dai poliziotti della sezione crimine diffuso della squadra mobile della Questura di Padova. Il servizio. Lo hanno sorpreso a spacciare vicino al parcheggio di un supermercato in zona Pontevigo d'Arzare. Un 31enne tunisino è il primo arrestato nell'operazione antidroga della squadra mobile di Padova nel fine settimana. Lo straniero è stato trovato con 6 involucri contenenti cocaina pronta per essere venduta. Altre 4 dosi erano nascoste in bocca. Il 31enne, dopo il tentativo di fuga, è stato braccato al capolinea nord del tram. Sempre per spaccio è stato arrestato un 29enne, già con precedenti per droga, in via Cairoli a Sarmeola di Rubano. Il pusher è stato sorpreso nel seminterrato di un condominio con 16 dosi di eroina. Alla vista dei poliziotti, che sono entrati grazie all'aiuto di un proprietario di un appartamento, il nigeriano ha cercato di nascondere gli involucri nei risvolti dei pantaloni. Nelle tasche aveva anche 800 euro. Altri 3 stranieri sono stati denunciati per spaccio. Il primo, un 23enne tunisino, è stato trovato in un appartamento della centralissima via dei Rogati con alcune dosi di cocaina e hashish. Lo straniero è risultato irregolare e trasferito in un centro di espulsione. Un altro tunisino di 20 anni è stato trovato in via Tommaseo con 24 grammi di hashish e un nigeriano in via Garigliano è stato denunciato mentre vendeva una dose di cocaina a un 45enne di Galzignano. Ed ancora da Padova, un mezzo meccanico fermo da tempo ha preso fuoco alle acciaierie venete, è accaduto in zona industriale a Padova. Sentiamo. Incendio di un demolitore idraulico fermo da tempo sabato alle 18 all'interno delle acciaierie venete di Riviera Francia in zona industriale a Padova. Fortunatamente non ci sono stati feriti. 7 i pompieri intervenuti per spegnere l'incendio del mezzo cingolato. Le cause delle fiamme sono ancora al vaglio della squadra intervenuta sul posto. I vigili del fuoco hanno utilizzato anche la schiuma per domare il rogo che probabilmente aveva interessato anche il serbatoio di carburante. Ecco, oggi vigilia di 25 aprile, una festa che continua a dividere il paese e a sollevare polemiche. In particolare quanto accaduto a Marcon sta alimentando, diciamo, il dibattito sulle celebrazioni. Abbiamo in collegamento la collega della redazione di Venezia, Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Marta, ecco, iniziamo il collegamento con questa immagine più che simbolica in merito appunto al 25 aprile con le immagini di Paola Barbato. Ecco, ci siamo qui in compagnia con il presidente dell'ANPI di Marcon, Quarto Daltino, Filippo Nappi, per parlare di che cosa? Polemica a Marcon in merito ai festeggiamenti del 25 aprile che il sindaco Matteo Romanello avrebbe relegato con la deposizione della corona d'alloro alle 8 del mattino e questo dice il sindaco Romanello per permettere le celebrazioni con un corteo che si sarebbe dovuto tenere in città dalle 10 del mattino in poi. Allora, Presidente Nappi, che cosa sta succedendo a Marcon? Il sindaco, a onor del vero, noi l'abbiamo contattato anche questa volta per invitarlo nel contraddittorio qui in diretta, ma questa volta aveva impegni di famiglia, la volta scorsa invece era impegnato per questioni di lavoro. Dunque, lei invece non è impegnato oggi?
No, io sono sempre impegnato come il sindaco, però se c'è appunto da esplicitare un ragionamento, insomma sono presente. Se c'è un invito. Allora, domani giornata importantissima, la festa della liberazione, ricordiamo il 25 aprile 1945 quando l'Italia venne liberata dal giogo nazifascista. Abbiamo voluto iniziare questo collegamento con inquadrata questa importantissima immagine. Che immagine è innanzitutto, Nappi? Beh, è un'immagine che ricorda appunto i caduti, no? Dei caduti locali, insomma, per la nostra liberazione, per la liberazione di tutti, anche del sindaco Romanello, che grazie alla liberazione può fare il sindaco liberamente, può esprimersi liberamente, dire quello che pensa liberamente, anche se effettivamente insomma non lo dice spesso. Andiamo dunque nel cuore della questione. Domani 25 aprile sono state organizzate dall'ANPI e da molti comitati cittadini, oltre che da rappresentanti della politica locale, delle manifestazioni. Si parlava di un'assemblea itinerante o di un corteo come risposta, controrisposta anche al mancato patrocinio del comune al film Roma Città Aperte. Si è parlato di un titolo un po' simbolico, anche un po' provocatorio se vogliamo, Marcon Città Aperta. Innanzitutto si terrà questo corteo o no? No, non si terrà il corteo, non si terrà il corteo per una semplice ragione. Almeno diciamo a noi dell'ANPI questa è molto semplice. L'ANPI è un'associazione pluralista che al suo interno contiene idee diverse, diciamo, no? Sempre nell'ambito dell'antifascismo, però ci stanno tutti i partiti, insomma, non è che... Quindi noi come ANPI abbiamo ritenuto che non era il caso il 25 aprile di fare una manifestazione contro, diciamo, una giunta comunale, perché ci sembrava appunto una manifestazione più di una coalizione partitica piuttosto che una manifestazione, piuttosto che una manifestazione, diciamo, che va a ricordare la storia e la memoria, insomma, di quanto è successo il 25 aprile appunto del 1945. Quindi avete mantenuto anche un atteggiamento, come dire, liberale, no? In questo senso, per tutti. Una manifestazione per tutti. Sì, liberale è una parola che mi stona un po', però che mi stona a me, perché magari se io ho capito benissimo cosa intende. Diciamo che abbiamo tenuto un atteggiamento che è l'atteggiamento di un'associazione pluralista. Pluralista, sì, questo è il termine corretto. Noi in ogni caso ci saremo con delle nostre iniziative. Ecco, torniamo invece all'iniziativa della deposizione della corona d'alloro davanti al monumento ai caduti, che si terrà alle 8 del mattino a Gaggio. Negli altri anni, ecco, la contestazione riguardo all'orario, un orario insomma un po' scomodo. No, non è effettivamente la contestazione dell'orario, anche perché insomma farla alle 8 significa inibire la partecipazione il più possibile. E poi tra l'altro farla non, diciamo, in un posto centrale, no, come meriterebbe, a Gaggio, che comunque è una ridente frazione di Marcon, ma insomma non è il centro, ecco, di Marcon. Significa appunto mettere in secondo piano, diciamo, la festa della liberazione. Bisogna dire che il comune di Marcon ha voluto fare una furbata, no? Ha fatto 2 manifesti. Uno che riguardava la celebrazione ufficiale del 25 aprile e quindi della festa della liberazione, non poteva esimersi da farlo essendo un'istituzione dello Stato, un comune, giusto? Quindi, e poi ce n'è un altro, 3 giorni che dura addirittura 3 giorni della festa di San Marco, quando a Marcon il patrono non è San Marco. San Giorgio. Ecco, quindi la festa della liberazione 25 aprile alle 8 del mattino, 5 minuti di deposizione, poi 3 giorni per la festa di San Marco con tanto di boccolo, che voglio dire, San Marco è il patrono di Venezia e la festa del boccolo è a Venezia. Quindi dice stride questa cosa? No, stride molto, perché non è la festa del boccolo o la festa di San Marco. Fosse la festa di San Marco, qui c'è a Venezia, no? Alla provincia di Venezia c'è una forte tradizione della festa di San Marco, nessuno ha niente di contrario che un'amministrazione comunale festeggi San Marco, ci mancherebbe.
Il problema è che nel programma di questi 3 giorni ci sono delle cose, insomma, un po'... Quali cose? Ad esempio ci sono a parte il ricordo, diciamo, di un maresciallo dell'esercito caduto che appunto era un cittadino di Marcon, e vabbè, insomma. Però ci sono anche 2 convegni, due manifestazioni, diciamo, non proprio convegni, comunque 2 manifestazioni, una con il giornalista Capuzzo, un'altra con Capuzzo. E poi ci sono i lagunari anche. E poi ci sono, appunto, stavo dicendo, e poi il manifesto è stato fatto con 2 loghi, uno del Comune di Venezia e un altro con i lagunari, con l'esercito italiano, sostanzialmente con i lagunari. Ora, per carità, anche l'ANPI, tra l'altro, ricordo, è stata equiparata a un'associazione combattentistica, quindi, però, cioè, non... Prego, scusi. No, quindi io le chiedo scusa, dobbiamo andare per questioni di tempi e di ritmo della tempistica che abbiamo a disposizione. Quindi adesso comunque voi domani alle 8 sarete a Gaggio, naturalmente. Noi comunque domani alle 8 saremo all'alzabandiera, perché sarà un'alzabandiera, alle 8 ci saremo, e poi saremo in via Ortolan, che è una via intitolata a due caduti, appunto, a cittadini di Marcon, e quindi andremo lì dove effettivamente si ricordano questi cittadini, che è una piccola frazione, in un piccolo comune in provincia di Treviso, a Canizzano, a deporre una corona di fiori presso il cippo che ricorda questi 2 sono parenti, uno zio e un nipote degli Ortolà. Ecco, vogliamo approfittare del fatto che abbiamo questo collegamento per invitare la comunità a prendervi parte numerosa? Condizioni del meteo a parte? Condizioni del meteo a parte, speriamo che sia più mite il meteo domani mattina, e certo che invitiamo la comunità di Marcon, ma anche la comunità di Quarto Altino, quindi diciamo delle zone adiacenti, a venire tutti quanti fino a Canizzaro a portare la corona di fiori e ad essere presenti domani mattina alle 8 all'alzabandiera. Ecco, da parte nostra è tutto, con il presidente dell'ANPI di Marcon Quarto d'Altino, Filippo Nappi. Restituiamo la linea. Grazie ad Anna Maria Parisi, al suo ospite, e per la parte tecnica Paola Barbato per questo collegamento. Ci sono degli aggiornamenti sulle notizie che vi ho dato in apertura di TG per quanto riguarda la sparatoria a Fara Vicentino. In attesa di collegarci naturalmente con i nostri inviati, risultano una persona deceduta ed una ferita. Il ferito sarebbe un agente della polizia locale. Per quanto riguarda invece Oderzo, vi dicevo appunto che una avvocatessa è stata accoltellata questa mattina poco dopo le 10 in via dell'Ongaro presso lo studio legale, probabilmente al culmine di una discussione nell'ambito di una pratica civilista. La donna, 50 anni, è stata colpita con diversi fendenti di arma da taglio da un suo cliente italiano, 52 anni, cliente che poi si è allontanato dopo averla accoltellata ed è stato rinvenuto successivamente morto all'interno del rustico di famiglia, sempre in provincia di Treviso. Molto probabilmente si è tolto la vita. L'avvocatessa, che è stata soccorsa dai sanitari, è stata trasportata all'ospedale di Oderzo, ha riportato diverse lesioni ma non si trova in pericolo di vita. Così queste sono insomma le prime informazioni su questa tragedia che si è appunto verificata questa mattina a Oderzo. Sul posto per gli accertamenti del caso sono intervenuti i carabinieri di Conegliano, coordinati dalla procura di Treviso. Ed ora andiamo a Padova, dove rischiano una denuncia per offesa del sentimento religioso le femministe di Non Una Di Meno, che venerdì per le strade di Padova avevano sfilato con una gigantografia dei genitali femminili con espliciti riferimenti all'iconografia cristiana. Vediamo.
Sono state segnalate in procura le attiviste di Non Una Di Meno che venerdì sera hanno sfilato in corteo nel centro di Padova esponendo la gigantografia in cartapesta dei genitali femminili chiamata la Sacra Vulva. La Digos ha segnalato alla procura la manifestazione per offesa del sentimento religioso e ora le partecipanti potrebbero rischiare una denuncia. Durante il corteo, indetto contro gli attacchi al diritto di autodeterminazione femminile, gli attivisti di Non Una Di Meno hanno recitato la preghiera alla vulva contro il patriarcato a favore della legge 194 per l'aborto. Le attiviste hanno percorso il listone lanciando la partecipazione alla manifestazione nazionale di Ancona il prossimo 6 maggio a sostegno dell'aborto libero e sicuro. Dopo la segnalazione in procura, i collettivi di Non Una Di Meno di tutta Italia attraverso i social hanno manifestato solidarietà alle attiviste padovane che rischiano la denuncia. Con la cronaca andiamo ora nel Bellunese. Sono stati recuperati questa mattina i 6 ragazzi statunitensi, 2 maschi e 4 femmine, rimasti bloccati dalla neve mentre scendevano a piedi dal Faloria. I 6 ventenni del Minnesota erano saliti in funivia per poi decidere di rientrare lungo il sentiero 214 verso Valle Orita e Cortina con abbigliamento inappropriato, senza giacca a vento. I ragazzi si sono presto trovati in difficoltà e ieri verso le 16:30 hanno chiesto aiuto. Per la presenza di nebbia, pioggia mista neve, l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore non è potuto intervenire. Sono quindi partite le squadre a bordo di motoslitta e quad risaliti al rifugio. I soccorritori sono poi scesi per l'itinerario preso dal gruppo, hanno raggiunto i 6 a 2100 metri di quota e li hanno riportati indietro. Dopo averli fatti riscaldare nel rifugio, i soccorritori li hanno riaccompagnati a Rio Gere, dove alloggiavano. Ha scritto una lettera alla Premier Giorgia Meloni perché faccia riaprire il caso archiviato del marito morto sul lavoro a soli 25 anni. È la battaglia della giovane vedova di Andrea Soligo di Vedelago. Sentiamo. Scrivo a lei perché, come me, è mamma e sono sicura che potrà capire meglio di chiunque altro la mia profonda disperazione. Sto provando a smuovere le montagne per avere giustizia perché lo devo a mio marito e ai nostri bambini di 3 e 5 anni e nonostante ci siano elementi evidenti che l'incidente si poteva evitare, è stato deciso che non avrà responsabilità. Giorgia non si arrende e stavolta la sua lettera è inviata alla Presidente del Consiglio, Meloni. Dopo i messaggi al Capo dello Stato e al Ministro Nordio, è a Palazzo Chigi che si rivolge Giorgia Gatto, la giovane mamma vedova di Andrea Soligo, il 25enne di Vedelago, morto sul lavoro cadendo da una scala il 5 gennaio 2022 a Tezze sul Brenta. L'archiviazione a dicembre, come richiesto dal pubblico ministero, per impossibilità di ricostruire la dinamica dell'incidente. Da allora Giorgia, assistita dagli avvocati Fabio Capraro e Marco Bonazzi, ha iniziato la sua battaglia. Quello che è successo a mio marito non può essere archiviato così come se nulla fosse. Merita verità, io lo sto facendo per lui, perché lui non ha più voce, quindi ci sono io, ma soprattutto per i bimbi. Ed un ultimo accorato appello di richiesta di riapertura del caso lo ha fatto in un'altra missiva inviata questa volta direttamente al procuratore di Vicenza. Non voglio a tutti i costi che qualcuno venga condannato per la morte di Andrea, ma quantomeno vorrei che venisse approfondita, magari con una perizia, la dinamica dell'incidente. Appurare le vere cause di quanto accaduto potrebbe essere da deterrente per altri incidenti e per fare in modo che questo dolore non colpisca altre mogli, altri bambini, altri genitori, altri fratelli. Un'altra notizia che sta facendo parecchio discutere in questi giorni è quella della scarcerazione dei 2 rapinatori responsabili di diversi colpi, tra i quali quello alla tabaccheria di Refrontolo. E a Refrontolo abbiamo sentito lo sconforto di Edda Doro, 81enne, rapinata appunto dai banditi e che proprio lo stesso giorno degli arresti aveva sperato in qualcosa di diverso. Sentiamo. Speriamo che li mettano dentro e buttino via la chiave. Tutti mi dicono sta tranquilla, però dirlo è una cosa e così è. L'auspicio di Edda Doro un mese fa, la notizia della cattura della banda, suona ora come una beffa. Dal giorno della rapina, la caparbia 81enne non ha mai smesso di aprire il suo negozio e lavorare, perché la vita va avanti, ci aveva detto più volte. Anche oggi, detto il bancone, ma stavolta la voglia di parlare non c'è. Lo sconforto alla meglio sulle parole. Non dico niente e non voglio saperne più di niente, guarda, tanto
Ma è arrabbiata, signora, di quanto è successo? No, non sono arrabbiata, sono felicissima di quello che è successo. Lei all'epoca aveva detto sarebbe bene buttassero via le chiavi. Sì, ma siccome non le buttano. A comprenderla, primo fra tutti, il sindaco. Quando succedono questi episodi, adesso non so come definire, ma ti cadono le braccia, perché voglio dire, sei contento, in tempi brevi le forze dell'ordine hanno assicurato alla giustizia il delinquente, insomma c'era stata soddisfazione per questa operazione che avevano fatto e ci si era anche tranquillizzati. E adesso così tutto svanisce. Lo stesso primo cittadino, il giorno degli arresti, aveva sperato in qualcosa di diverso. È un fatto grave perché insomma dopo il lavoro esemplare fatto dalle forze dell'ordine per assicurare la giustizia a questi delinquenti, diciamo che tutto si svilisce con un errore formale. La cosa più fastidiosa è che è libero per un errore formale, questa è la cosa fastidiosa, perché poi avesse fatto un processo e fosse dimostrata la sua non responsabilità, per l'amor di Dio, ci sono dei giudici, ma qui veramente siamo all'assurdo. È vero che subirà un processo, ma insomma col processo diciamo che partiamo molto male. E proprio sulla questione arriva in queste ore la denuncia del fondatore dell'associazione Furti in Corso, che rivela proprio a causa della mancanza di fiducia nella giustizia da parte dei cittadini solo il 30% dei furti viene denunciato. 2 rapinatori rimessi in libertà per un vizio procedurale, il loro fascicolo d'indagine non è mai arrivato al GIP del Tribunale di Venezia. All'indignazione della vittima della rapina, la signora Elda, si aggiunge la conferma di una sostanziale sfiducia nella giustizia che avrebbe come diretta conseguenza il crollo del numero delle denunce. La segnalazione viene anche fatta magari al 112, vengono chiamati regolarmente, 112 o 113 che sia. Il problema poi è che quella non si traduce, secondo me, per un bel 70% in no, non faccio denuncia. Perché? Perché devo prendermi la giornata di ferie, perché comunque non mi hanno fatto nulla se non i danni, quindi non sono assicurato. Sono centinaia le segnalazioni di furto o tentato furto che corrono sui social, postate e rilanciate nel gruppo storico fondato da Christian Demma dopo una rapina, Furti in Corso. Eppure solo il 30%, secondo Demma, di chi le subisce poi sporge realmente denuncia. Non è la sfiducia nelle forze dell'ordine, attenzione, che quella secondo me si sta rafforzando sempre di più, un po' anche grazie a Furti in Corso. È proprio la fiducia nella macchina giudiziaria che sta andando sempre di più. Noi ci credevamo in Nordio, no, che desse una scossa importante subito appena arrivato. Però vediamo che anche lui probabilmente sta scontando una realtà molto difficile. E così la misura del tasso di microcriminalità sul territorio rischia di essere di gran lunga sottostimato. Di recente Demma ha chiuso gli accordi con alcune amministrazioni comunali, l'ultimo pochi giorni fa a Treviso, il primo a Silea. Hanno detto sì, ci siamo, adesso finalmente i tempi sono maturi per fare un tavolo con voi di Furti in Corso. Partiamo e facciamo qualcosa di concreto. Iniziamo a fare delle serate, iniziamo a fare informazione, condividiamo informazioni con voi di Furti in Corso, perché ormai abbiamo capito che l'associazione dà qualcosa e dà tanto ai cittadini. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Parliamo ora di turismo che nonostante diciamo la pioggia di queste ultime ore sta comunque vedendo delle ottime performance per quanto riguarda la nostra regione. Quindi una stagione che sta cominciando davvero molto bene, iniziata con Pasqua ed ora con i 2 ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Facciamo il punto per quanto riguarda quella che viene definita la capitale del turismo open air, del turismo plein air d'Europa, quindi la località di Cavallino Treporti. Abbiamo in collegamento, e li ringrazio per essere con noi, la sindaca di Cavallino Treporti, Roberta Nesto. Buongiorno, grazie per essere con noi. E Paolo Bertolini, presidente del Consorzio di Promozione Turistica Cavallino Treporti. Buongiorno Bertolini, grazie anche a lei per essere con noi. Comincio dalla sindaca. Allora, insomma, si preannuncia una stagione davvero molto buona sul fronte dei campeggiatori, di coloro insomma che desiderano trascorrere una vacanza più all'aria aperta, a contatto con
la natura. Già lo scorso anno abbiamo visto che Cavallino con quasi 7 milioni di presenze, insomma, ha avuto dei risultati davvero molto buoni. La stagione 2023 sembra, come dire, iniziare sotto i migliori auspici. Assolutamente, un buongiorno a tutti, siamo veramente soddisfatti di come è andata Pasqua. Ovviamente questo è un weekend un po' con meno soddisfazione, ma comunque ci si avvia verso la Pentecoste e poi sicuramente il nostro presidente del Consorzio di Promozione Turistica scenderà nel dettaglio. Ovviamente grandi numeri, grandi responsabilità, no? Quindi la soddisfazione c'è sicuramente, perché per noi il green, la sostenibilità a 360 gradi, la sostenibilità ambientale da sempre, ma anche ovviamente quella sociale, oggi diventano sfide importanti. Quindi dicevo, grandi numeri, grandi responsabilità. Se il buongiorno si vede dal mattino, con Pasqua siamo sicuramente proiettati verso una stagione che sarà di grandi soddisfazioni, però abbiamo anche grandi preoccupazioni, ed è un po' questo l'aspetto che per un sindaco è quello determinante: concentrarsi sulle cose che devono esserci perché tutto funzioni bene. Ecco, Bertolini, allora entriamo nei dati, no? Per quanto riguarda le prenotazioni, avete già un po' un quadro di quella che sarà la stagione estiva. Certo, ci sono questi ponti di primavera che sono un po', come dire, l'aperitivo, poi con la Pentecoste si arriverà, diciamo, al clou. È un po' soprattutto per i tedeschi, gli austriaci, le vacanze di Pentecoste sono un po' quello che rappresenta il Ferragosto per noi italiani, no? Che prospettive avete da quelle che sono le prenotazioni? Bertolini, no, deve essere caduto il collegamento. Allora ritorniamo dal sindaco, vediamo se nel frattempo con la regia si riesce a ripristinare il collegamento. Lei diceva, no, ci sono quindi anche delle preoccupazioni, no? Quali sono, sindaco, queste preoccupazioni? Allora, io sono anche il coordinatore dei sindaci della costa e del G20. E del G20 delle spiagge, no? Quindi diciamo che come sindaci le condividiamo tutte queste preoccupazioni. Ovviamente Cavallino Treporti, che ha questi numeri importanti, è un po' il capofila su tanti aspetti, ma non siamo solo noi. Allora, il tema della sicurezza, che riveste un tema caldo per tante città, forse Cavallino sicuramente. Abbiamo poi il tema dell'erosione. Abbiamo il grande tema che oggi c'è, che è quello delle concessioni demaniali, che nel Veneto abbiamo affrontato da sempre, e quindi per forza di cose ce lo stiamo ponendo nell'agenda di noi sindaci da tanti punti di vista. E poi abbiamo in generale lo status di città balneare. Noi abbiamo bisogno assolutamente che ci sia presa di consapevolezza da parte dello Stato, e penso che oggi il ministro Santanchè sia sul pezzo insieme con altri parlamentari, e a breve infatti ci sarà un nostro incontro a Roma, lo preannuncio già, ma poi ci sarà tutto il tempo per parlarne, perché lo status di città balneare darà la possibilità ai sindaci finalmente di avere le norme e le risorse, soprattutto per dare risposta ai cittadini, perché paradossalmente, io lo dico sempre, le risposte ai turisti ci sono perché abbiamo i nostri imprenditori che sono bravi, che riescono sicuramente a dare risposte, abbiamo dei sistemi collaudati e strutturati. Quello che spesso manca è la risposta al turista, oltre al turista, al residente. Il residente che soffre perché ci sono dei numeri importanti e che quindi deve avere dei servizi adeguati sia d'estate che d'inverno. E quindi questo regime particolare che dia alle città fisarmonica le risposte che si attendono, che dia ai sindaci gli strumenti e agli apparati gli strumenti per dare risposte, questo è doveroso ed è questo che stiamo chiedendo.
Ecco, e sappiamo che questo poi alla fine è il vero nodo, no, Sindaco, perché poi a cascata un po' tutte le problematiche che lei sollevava sono legate proprio a questo, si accennava alla sicurezza, ma pensiamo anche alla sanità, insomma è un po' tutto che viene ad essere coinvolto, no, in questa situazione. Lei accennava poco fa anche a quell'altra questione particolarmente calda in queste ore, che è quella delle concessioni balneari, tra l'altro appunto da coordinatrice dei sindaci della Costa Veneta e del G20 delle spiagge. Ovviamente è una questione che la riguarda anche direttamente. È arrivato dalla Corte europea, dalla Corte di Giustizia europea, il no al rinnovo automatico delle concessioni, per cui si dovrà in qualche maniera andare a gara. Sappiamo che peraltro anche proprio molti campeggi, no, della Costa del Cavallino rientrano naturalmente in questa situazione. Sì, noi abbiamo avuto una conferma di quello che si pensava. La Corte di Giustizia non ha cambiato il proprio orientamento e quindi sappiamo che bisogna andare a procedura ad evidenza pubblica. Probabilmente lo sapevamo, questa è stata una conferma. Il Veneto tra l'altro si è già attrezzato nel corso del tempo con una legge che è una legge ben fatta. I sindaci della costa avevano già pensato a un regolamento d'uso del demanio marittimo che è andato a declinare quelli che sono i principi, valorizzando tra l'altro il know-how, cioè le imprese che hanno investito e che hanno lavorato bene nei nostri territori. Quindi noi siamo anche attrezzati. Adesso ci manca quello che deve fare il governo romano, cioè noi stiamo aspettando e stiamo chiedendo regole certe, tempi adeguati per fare le cose fatte bene. Tra l'altro nel Veneto i nostri imprenditori sono bravi, e noi chiediamo la garanzia di chi bene ha lavorato, di chi ha fatto, e la garanzia per le nostre imprese e per i nostri lavoratori. Quindi assolutamente un tema su cui terremo monitorato. Tra l'altro mi permetto di dire anche che ci sono regimi diversi tra regioni e regioni, no? Non tutte le regioni hanno una legge e quindi adesso c'è proprio bisogno che ci sia lo Stato che interviene e che fa chiarezza in questo ginepraio che si è creato in questi anni. Tra l'altro capisco anche la difficoltà per gli imprenditori di districarsi in questa situazione particolarmente complessa. Certo, allora adesso vedo che si è nuovamente collegato, siamo riusciti a ripristinare il collegamento con Paolo Bertolini, presidente del Consorzio di Promozione Turistica. Di nuovo buongiorno e grazie per essere con noi. Allora torniamo a quello che le stavo chiedendo prima, entriamo nel vivo insomma dei numeri. Che stagione si prospetta? Ma direi che la stagione si prospetta molto bene, l'assaggio è stato molto positivo, diciamo. Dopo la pandemia abbiamo senz'altro visto un grande desiderio, una grande voglia da parte di tutti i nostri ospiti, siano essi storici ma anche potenziali di questi ultimi mesi, che hanno dimostrato grande interesse anche per il nostro tipo di vacanza. Quindi noi lo sapevamo, non è senz'altro un tipo di vacanza che è arrivata alla sua maturità completa, anzi direi l'esatto contrario, e questo assaggio di stagione ce l'ha dimostrato. In particolar modo devo dire da parte degli ospiti stranieri che hanno sempre visto in Cavallino Tre Porti un po' una seconda loro casa, se non addirittura a volte anche quasi una prima casa. Ecco, stiamo vedendo delle immagini molto belle, ecco, le vedevamo poco fa anche di cicloturisti, no? Mi sente Bertolini? Sì. Non la sentivo più, vediamo. Mi sente? Sì. Allora, vedevamo appunto immagini di cicloturisti, perché si punta molto anche ad allargare, no, il più possibile la stagione, anche alle mezze stagioni, come può essere appunto adesso, al di là della giornata di pioggia di oggi, per tutti coloro appunto che amano una vacanza al contatto con la natura, da dedicare anche allo sport, come appunto la bicicletta, con una rete di piste ciclabili che si sta arricchendo sempre più. È un progetto che parte molto da lontano, quello del cicloturismo, proprio anche in funzione dell'allungamento della stagione.
Noi abbiamo sempre creduto molto in questo, perché ha dei valori molto importanti anche ai nostri collaboratori. Riusciamo così a garantire una stagione molto più lunga, non solo direi, ma rispetto anche ad una volta, riuscire proprio a confermare a tempo indeterminato molti collaboratori che avevamo, che lavoravano da oggi. Invece riusciamo a dare un lavoro, grazie alle professionalità che sono richieste per il tipo di vacanza, riusciamo a dare un lavoro molto più lungo. Ecco che l'allungamento della stagione è una risposta a questo. Senza dubbio nel Veneto non si è mai, io credo sia fatto poco ricorso a sussidi, a reddito di cittadinanza. C'è stata una forte volontà da parte diciamo di tutti questo di vacanze, di aiutare le aziende grandi a diventare anche più organizzate dal punto di vista industriale. Noi non siamo più degli artigiani, siamo degli industriali e di conseguenza anche i nostri collaboratori lo devono essere molto preparati, come diceva il nostro sindaco prima, devono essere molto preparati. E in questo noi stiamo lavorando anche molto, cercando di avvicinare loro al nostro mondo, dando loro l'opportunità di partecipare a corsi non solo interni ma anche esterni, riuscire a fare crescere il nostro settore che è sempre stato legato un po', diciamo, non dico il parente povero del turismo, ma quasi, e invece adesso sta risultando uno dei modelli di turismo più avanzati e più richiesti e anche più amati dai nostri ospiti e anche da nuovi ospiti che si stanno affacciando a Cavallino Treporti, come veniva detto prima, la capitale europea del turismo all'aria aperta. Ecco Bertolini, lei accennava ai collaboratori, ne abbiamo parlato più volte, no? È una questione piuttosto spinosa quella del reperire il personale, che interessa un po' tutto il settore turistico, così come quello della ristorazione. Per quest'anno come stanno andando le assunzioni? Ma direi che il problema è in questo. Noi ci stiamo salvando proprio perché stiamo confermando tutta una serie di collaborazioni che, come dicevo prima, stavano da noi solo stagionalmente, adesso tutto l'anno. Il reperire diciamo, nuovi collaboratori, siano essi per lavori più modesti, ma anche per lavori molto più ricercati, sofisticati e che richiedono delle capacità e delle professionalità, noi stiamo facendo effettivamente fatica. Questo è un fenomeno che sta per gli ultimi 4 anni, ma gli ultimi 2 anni direi è questa mancanza di manodopera, ma manodopera, ripeto, anche qualificata per le nostre aziende. Quello che probabilmente dovrà succedere è che dovremo essere in grado di ospitare collaboratori da fuori territorio, dovremo cercare in qualche modo di colmare queste lacune, però io vedo anche molte azioni da parte dell'ente, in particolar modo il nostro comune, che si sta dando molto da fare per aiutarci. Ecco, c'è l'audio che va e viene, Bertolini, ogni tanto la sento, ogni tanto no. Vediamo, c'era un'ultima cosa che mi premeva, diciamo, di sottolineare con lei, ne parlavamo prima poco fa con il sindaco Roberta Nesso, ed è quella delle concessioni balneari dopo la decisione della Corte di Giustizia europea, una decisione insomma che ci si aspettava, ma che ora, diciamo, sicuramente come dire, mette l'acceleratore anche per molte imprese del nostro territorio, no? Della costa. Sì, questa è una regola che vale per tutti, non vale solo in Veneto, vale in tutta Italia, come ben sappiamo. È un problema che ormai si trascina da tanti anni, direi da troppi anni, e credo che il nostro territorio, con una fitta collaborazione tra pubblico e privato, è riuscito a creare le condizioni per poter partecipare a queste gare che ormai sono inevitabili. Io credo che tutti questi tentennamenti da parte, diciamo, degli enti centrali rispondano un po' a degli aspetti politici, però gli aspetti tecnici voluti dall'Europa non sono venire meno, senz'altro si procederà in questa direzione. Noi, ripeto, siamo pronti. È chiaro che adesso bisogna correre, e correre non fa mai bene,
però credo che poi siamo pronti per fare quello che è giusto fare, insomma, le gare vanno fatte. Certo, certo. Sindaco, per concludere, lei poco fa accennava appunto all'iter per quanto riguarda lo status di città balneare. A quando dunque il prossimo incontro a Roma al Ministero? Allora, noi stiamo procedendo su 2 o 3 binari paralleli, insomma il Ministero del Turismo, e ringrazio il Ministro Santanchè che ci ha sempre dal suo insediamento seguiti, ci siamo relazionati, ci siamo confrontati con la sua struttura, ma anche stiamo proseguendo il lavoro con il Parlamento, con la Camera in particolare, dei deputati, e con la Commissione 10ª, che è la Commissione Attività Produttive e Turismo, con il suo Presidente, con alcuni parlamentari di riferimento della nostra zona in particolare, e quindi assolutamente siamo sul pezzo, perché credo che il percorso sarà un percorso che prevederà il riconoscimento di questo status, il riconoscimento quindi di una situazione particolare con dei criteri che sono oggettivi, cioè la popolazione, il gap tra popolazione e presenze, i posti letto, il litorale di balneazione, quindi tutti questi aspetti che sono i criteri fondanti. E poi ogni ministero seguirà quella che è la procedura per prevedere le cose che ci servono, no? Quindi la spesa del personale dei comuni, che ci consentano quindi di derogare a quei limiti proprio in funzione di questa nostra città fisarmonica, i contributi, i fondi del PNRR, l'IMU, cioè tutta una serie di aspetti per arrivare anche al riconoscimento per le nostre aziende di alcune peculiarità che si trovano in comuni particolari. Grazie, allora io ringrazio per questo collegamento la sindaca di Cavallino Treporti Roberta Nesto, e grazie a Paolo Bertolini, presidente del Consorzio di Promozione Turistica di Cavallino. Una buona giornata e un buon lavoro ad entrambi, grazie mille. Grazie a voi. Ecco, noi ora proseguiamo continuando a parlare di turismo in questo ponte, in questo lungo ponte del 25 aprile, perché ci chiede la linea da Padova la collega Valentina Visentin. Padova, città d'arte che sta vedendo appunto in queste ore un grosso afflusso di turisti. A te Valentina, buongiorno. Buongiorno da Padova, lo vedete, ponte del 25 aprile, la città presa d'assalto dai turisti. Ci troviamo alla Basilica del Santo, una meta molto scelta non solo dai pellegrini, dai fedeli, ma anche dai tanti turisti che arrivano dall'estero. Vedete le code che ci sono già all'ora di pranzo, e vedete nelle 2 entrate della Basilica le file dei turisti. 25 aprile un ponte che è stato scelto da tantissimi turisti per visitare Padova, ma in generale tutto il Veneto, che si conferma una delle mete più scelte, con l'80% delle presenze e quindi tra le migliori regioni d'Italia proprio per la scelta turistica. Padova, con il suo patrimonio UNESCO dell'Urbs Picta, già quest'anno ha manifestato un trend davvero da record per quanto riguarda le presenze. Sono oltre 77.000 da inizio anno, quindi un'annata davvero importante che non si vedeva già dai tempi prima della pandemia. Siamo andati un po' in giro a sentire da dove vengono i turisti per questo ponte del 25 aprile. Sono tanti quelli italiani che, appunto, approfittando di queste giornate di stop dal lavoro, hanno scelto la città. Ma andiamo a vedere un po' da dove vengono i turisti e perché hanno scelto Padova. Da Busto Arsizio. Come mai avete scelto Padova? Allora, noi in realtà siamo stati a Venezia e adesso per il ritorno a casa abbiamo deciso di fare una tappa qui a Padova per visitarla. Qui a Padova cosa vi piace? Padova siamo appena arrivati, quindi non l'abbiamo ancora girata, io non ci sono mai stata. Quindi, cosa andate a vedere? Adesso la piazza, come si chiama? Che ci hanno detto, cos'è, la Basilica? Cos'è? Dove c'è Sant'Antonio, e poi a fianco c'è quella piazza enorme che non mi ricordo come si chiama. Sì, bravissima. Prato della Valle? Ok, Prato della Valle. Sì, molto famosa, molto conosciuta per questa Padova, comunque. Da Catania. E come mai avete scelto Padova?
In realtà nostra figlia abita qui, quindi siamo venuti a trovare lei. Cosa vi piace della città? È bella, tranquilla soprattutto, perché noi al sud diciamo abbiamo un po' più di caos, macchine, invece Padova mi piace tantissimo. No, siamo appena arriviamo da Pordenone, da San Quirino, eravamo a Mantova e di passaggio ci siamo fermati a fare una visitina a Padova. Quindi è la prima volta che siete in città? Sì, è la prima volta che portiamo le nostre figlie, per me è un return perché ho studiato a Padova. Cosa farete vedere alle ragazze? Sicuramente ci stiamo recando verso il Santo, Prato della Valle e poi la parte centrale, quindi il Bo, Piazza delle Erbe, dei Signori e Piazza Capitaniato. Where are you from? Germany. Is the first time in Padova? First time in Padova, right. What do you like of the city? I like the whole city. It's a nice city. Ma lei accompagna i turisti in giro per la città? Come sta andando questo ponte del 25 aprile? Del city sightseeing, mi sembra ci sia molto movimento, poi il tempo oggi non aiuta particolarmente perché magari un po' più caldo aiutava un po' il bus, però comunque dai, c'è un po' di movimento. Direi che Padova si sta risvegliando, come tutti dopo il Covid, si vede un po' di più la voglia di girare, ecco, di uscire, di star fuori all'aperto. Ecco. Allora, entriamo nel bus turistico che gira per la città, andiamo a vedere un po' di che nazionalità sono i turisti. La prima volta a Padova, da dove venite? No, da Como. Arriviamo da Como. E cosa avete visto della città? Fino adesso solo la Basilica. Come mai avete scelto questa città da vedere? Perché siamo venuti, abbiamo visto solo la Basilica, adesso volevamo ampliare. Germany. Switzerland. It's the first time in Padova? No, the second. What do you like of the city? The market. Napoli. Napoli. Come mai avete scelto Padova per visitare? Facendo un bel tour. Facciamo un giro, abbiamo fatto Ferrara, adesso facciamo Padova e poi vediamo qualche altro questa giorno. Bellissima chiesa, questa bellissima zona che non ci siamo mai stati. Da San Giuseppe Vesuviano, Napoli. Napoli. È la prima volta a Padova? Sì. E perché l'avete scelta? Per visitarla, perché non l'avevamo mai vista. Torino. Come mai avete scelto Padova per questo ponte del 25 aprile? Abbiamo fatto un giro Venezia, Treviso, Padova, qui in Veneto. Avete sentito dalla Germania ma anche dal sud Italia tanti turisti che abbiamo incontrato in pochi minuti qui in città. Intanto alle mie spalle le code per entrare alla Basilica del Santo continuano, abbiamo visto anche tanti giovani, quindi una città scelta anche per le gite scolastiche in questa primavera che si confermerà per la città davvero con numeri da record. Da Padova è tutto, restituisco la linea allo studio. Ecco, grazie. Allora grazie a Valentina Visentin per questo collegamento. Noi ora parliamo di benzinai, abbiamo un servizio che ci arriva dalla nostra redazione di Treviso, benzinai contro la firma del decreto che di fatto attua quello varato a gennaio sull'introduzione dei cartelli antifurbetti. I gestori si dicono pronti a ricorrere in tutte le sedi. Sentiamo. Gestori di carburanti a Treviso all'attacco dopo la firma del decreto antifurbetti che da agosto imporrà ai gestori di pompe di benzina di esporre il cartello con i prezzi medi regionali di vendita. I cartelli dovranno essere esposti entro le 10:30 del mattino anche quando il distributore sarà aperto in modalità self. Una firma che attua quanto previsto dal decreto varato a gennaio e che ha innescato una reazione durissima. A Treviso Moreno Parina, capo del coordinamento gestori carburante, firma un comunicato stampa in cui parla di autentica follia nata da una colossale bufala conseguente alla reintroduzione delle accise sui prezzi del carburante. Ancora una volta, spiega Parin, i benzinai diventano capro espiatorio, è il prezzo che si paga quando il 55% del prezzo sono tasse e si opera in un mercato dove comandano le multinazionali. Ricorreremo in tutte le sedi in cui possiamo legittimamente farlo, conclude Parin, antitrust comunitaria compresa. È inaccettabile questo accanimento contro i gestori, frutto di una bufala e di disinformazione.
Ed ora proseguiamo con il nostro prossimo approfondimento. Abbiamo in studio, e lo ringrazio per essere qui con noi, l'avvocato Andrea Codemo, avvocato tributarista. Buongiorno avvocato. Grazie a voi per l'invito, buongiorno a Grazie tutti. a lei per essere con noi. Parliamo di un tema particolarmente caldo e dibattuto in queste ultime ore, che è quello della denatalità e di quelli che sono i provvedimenti che il governo pensa di mettere in campo per affrontare appunto il problema del calo demografico. Ci sono alcune proposte che per ora comunque sono ancora molto vaghe, no? Vedremo poi certo quello che si saprà del ministro Giorgetti di ridurre o addirittura abolire la tassazione per le famiglie con figli, del sottosegretario Bitonci di aumentare quelle che sono le detrazioni. Vedremo poi come evolverà la cosa. Intanto partiamo dai dati di quello che è il problema, no, avvocato. Per quanto riguarda peraltro la nostra regione, sono dei dati ancora più gravi, se possibile, rispetto a quelli nazionali. Il Forum delle Famiglie che abbiamo avuto proprio l'altro giorno ci diceva di circa 3.000 nati all'anno, no, che si perdono. Sì, grazie. Allora sì, sicuramente partiamo dai dati, si parla di inverno demografico e purtroppo questo è il 2021 è stato il primo anno nel quale ci sono state meno di 400.000 nascite a fronte di circa 800.000 decessi, quindi abbiamo un dimezzamento, abbiamo un rapporto tra nati e deceduti assolutamente sfavorevole. In Italia dal 2013 al 2020 si è perso 1 milione di abitanti e quindi questi due dati, la natalità purtroppo andata sotto le 400.000 unità e il 1 milione di persone in meno negli ultimi 7 anni fanno parlare in modo concreto di inverno demografico. Cosa vuol dire? Vuol dire una riduzione importante di nascite, e la riduzione di nascite da un lato una riduzione importante di nascite, da un altro lato un innalzamento dell'età degli anziani, quindi un invecchiamento sempre maggiore della popolazione, con uno spostamento delle esigenze e delle necessità del welfare dello Stato nei confronti appunto dei cittadini, che passa dagli asili alle case di riposo o al sistema sanitario. Questo è quello che il Censis e l'Istat ci dicono in modo concreto ormai negli ultimi 20 anni. Questo meccanismo di denatalità si sta oggi è arrivato, speriamo al punto più basso per poi esserci un rimbalzo, ma in ogni caso questo meccanismo di denatalità negli ultimi 20 anni, a parte 2 annualità, il 2003 e il 2006, ha sempre avuto un saldo negativo ed è sempre stato in costante decrescita. Ecco, con tutte le conseguenze e le preoccupazioni anche, no, naturalmente, che questo comporta per l'intero sistema paese, a partire dalle pensioni, no, avvocato? Perché, certamente sì, perché è evidente che meno nascite vuol dire meno soggetti che si affacciano con i dovuti limiti temporali al mondo del lavoro, quindi meno contributi versati e più difficoltà per sostenere il sistema pensionistico, d'altro canto rispetto a una popolazione che invecchia sempre di più e quindi che ha sempre più bisogno di supporto in età avanzata in termini pensionistici e in termini sanitari. Quindi abbiamo uno spostamento, un'esigenza di risorse importanti, risorse che però non vengono coperte da un mercato del lavoro che invece necessita poi, perché vediamo ultimamente anche dopo il momento Covid, vediamo che c'è quello che si sente quotidianamente, tutte le attività commerciali e le aziende necessitano di personale che non si trova. Quindi abbiamo da un lato una denatalità, da un altro lato difficoltà di trovare dipendenti e lavoratori, e da un altro lato abbiamo delle esigenze per il sistema sociale, per il sistema paese molto molto importanti in termini di welfare sia pensionistico che sanitario. Ecco, denatalità, inverno demografico, quali sono secondo lei le ragioni economiche e culturali anche
anche di questa situazione, perché economiche sì, ma è evidente che c'è anche qualcos'altro, no, sì. sotto. Allora, sicuramente ci sono delle ragioni economiche, sicuramente il fatto che, ed è qui che l'aiuto da parte della politica alla leva economica può essere qualcosa di interessante, di utile e di supporto a questo trend, però non è l'unico, ci sono delle ragioni culturali, delle ragioni sociali. C'è fondamentalmente un timore per il futuro, un concetto di comunità che si sta perdendo. Diceva il direttore del Censis, si pensa all'io e non si pensa al noi, si pensa al singolo e non si pensa alla collettività. Quindi è una questione sociale, sicuramente. Secondo me la chiave fondamentale è un timore, e probabilmente timore per il futuro della persona e della famiglia. Quindi se ho paura per quello che mi circonda, e purtroppo il Covid ci ha fatto sprofondare in una situazione di paura conclamata, la paura nel quotidiano non mi fa pensare al futuro, non mi fa pensare a quello che può venire dopo di me, e questo secondo me è una delle chiavi culturali e sociali e sociologiche rilevanti su cui intervenire, ma su cui non si può intervenire evidentemente con un decreto legge o con una norma di legge. È una questione culturale ed è una questione sociale di impatto più ampio e strutturato nel tempo. Ecco, Avvocato, analizzando quello che è il sistema paese, no? Italia, quali sono le misure previste oggi per aiutare le famiglie e quali sono, o potrebbero essere, lo dicevamo, insomma, per il momento si parla di indiscrezioni, le novità annunciate dal governo per cercare in qualche modo di invertire il trend? Allora, diciamo subito, esistono già delle misure di cui beneficiano determinate fasce di reddito e determinate categorie di lavoratori, e sono le misure note, l'assegno al nucleo familiare, il bonus bebè, il bonus nascite, il bonus babysitter. Ci sono diverse misure, l'assegno appunto erogato sia al nucleo familiare dallo Stato sia dai comuni in casi particolari, quindi esiste già un welfare per la famiglia. L'assegno unico è la novità. L'assegno unico è la novità del 2022 che alla fin fine non hanno fatto altro che andare a raggruppare tutta una serie di debenze, una serie di misure che avevano vari nomi e sono state raggruppate nell'assegno unico. L'assegno unico ha introdotto qualcosa di importante, ha introdotto una trasversalità, cioè quello che i limiti degli strumenti fino ad oggi adottati presumibilmente erano quelli che erano limitati a determinate categorie di reddito, quindi ai lavoratori dipendenti e ai pensionati, lasciando fuori i lavoratori autonomi e i disoccupati, e soprattutto si concentrava sulle fasce reddito più basse. Per carità, è giusto che lo Stato supporti i redditi più bassi, però vi sono i redditi medi, e per redditi medi possiamo intendere nella forchetta tra i 15 e 20 mila euro e i 35-40 mila euro, che man mano venivano aiutati sempre meno, quindi non c'era una proporzionalità nell'aiuto. L'assegno unico in qualche modo ha cercato di porre un primo rimedio, perché è vero che è calmierato in base all'ISEE, ma non è limitato così drasticamente come erano limitati invece gli strumenti precedentemente utilizzati. Quindi quello verso il cui si sta cercando di andare, o verso cui la politica sta tendendo, è un ampliamento del bacino dei soggetti che possono beneficiare degli assegni, delle agevolazioni alla famiglia, ai figli, indipendentemente o più limitatamente di prima rispetto a quella che era la capacità reddituale del singolo. Ecco, quindi lei ne ha già accennato, insomma, le fasce di reddito sulle quali secondo lei sarebbe più opportuno intervenire con questi provvedimenti? A mio modo di vedere le fasce medie, cioè oggi come oggi noi abbiamo le fasce basse, che per fasce basse intendo con redditi inferiori ai 10.000 euro, dove vi sono la massima espressione, il massimo supporto, ma man mano che si cresce non c'è una progressione, man mano che si cresce questo supporto perde totalmente o perde di grandissima forza. Quindi forse la soluzione, ed è quello verso cui mi auguro la politica stia tendendo, è quello di ampliare la platea dei soggetti che possono beneficiare, andando a incentivare maggiormente le classi medie di reddito, che presumibilmente saranno quelle che più
potranno essere invogliate a investire, tra virgolette, anche se il termine è brutto, nella costruzione di una famiglia, e quindi supportare non solo la nascita, ma supportare anche tutto quel welfare necessario per le madri, e quindi gli asili, quindi le babysitter, quindi tutti quei servizi di supporto che però che hanno un costo, soprattutto nelle grandi città più che non nelle realtà provinciali, dove magari si riesce in qualche modo a gestire, e quindi aiutare la classe media a poter pensare di creare una famiglia, intervenendo anche da un punto di vista sociale, come dicevamo prima, andando un po' a cambiare quella che è la percezione. Quando parliamo di timori e di paura per il futuro, la paura è ovviamente economica ed è sociale, e quindi è lì che si deve provare ad intervenire. Certo, stiamo parlando soprattutto ovviamente di coppie giovani, no? Certo. Di giovani coppie, quindi pensiamo anche a tutto il tema della precarietà del lavoro dei giovani, che quindi molto spesso è un forte freno questo, no? A mettere su famiglia. La stabilizzazione del mondo del lavoro, la stabilizzazione dei rapporti di lavoro è sicuramente una chiave, non l'unica, ma una chiave importante, e anche l'aiuto, l'implementazione, come dicevamo prima, degli aiuti in quella che è la fascia media di reddito è un'ulteriore chiave per poter avere nel medio lungo termine, ma possibilmente nel breve medio, per avere dei segnali di inversione di rotta, perché la rotta che oggi l'Italia sta portando avanti è una rotta assolutamente negativa. Ricordiamo che in Italia si investe oggi circa l'1% del PIL sulla famiglia e sui figli, contro la media europea dell'1,7%, quindi abbiamo comunque un investimento di risorse pubbliche in questo mondo, in questa tematica, nelle esigenze di questo settore assolutamente molto più basso rispetto a quello che succede a livello di comunità europea. Certo, allora io adesso la interrompo un attimo, avvocato, perché vedo che ci chiede la linea il collega Alex Giuliano da Fara Vicentina per l'episodio del quale vi abbiamo parlato in apertura di TG, una sparatoria che ha visto anche una vittima e una persona ferita. Alex, buongiorno. Che notizie ci sono dunque su questo gravissimo fatto di cronaca? Buongiorno allo studio, buongiorno ai nostri telespettatori. Ebbene sì, come introducevi giustamente, questa mattina poco dopo le 11 a Fara Vicentino si è scatenato l'inferno, qualcuno lo ha definito un vero e proprio Far West. Perché? Perché, come potete vedere alle mie spalle, noi siamo in una zona di confine tra Fara Vicentino e Breganze. Qui a pochi passi c'è un supermercato, ci sono attività commerciali. Ebbene, un cittadino di origini marocchine, di età all'incirca di 40 anni, avrebbe percorso a piedi questa strada, questa via, e la dinamica dei fatti è ancora da ricostruire con esattezza perché c'è grande riservo, ma con una pistola d'ordinanza avrebbe fatto fuoco e ferito in maniera grave, colpendolo all'addome, un agente della polizia locale dell'Alto Vicentino. Si tratta dell'agente Alex Frusti. Nella sparatoria tra il cittadino di origini marocchine e l'agente della polizia locale, colui che insomma ha dato via al fuoco, colui che insomma è stato il colpevole di questa drammatica scena che si è vista qui sotto gli occhi di tante persone che erano affacciate alla finestra, che comunque passavano per questa via, ha perso la vita. Quindi il quarantenne di origini marocchine è stato ucciso in questa sparatoria, mentre Alex Frusti, l'agente della polizia locale, si trova attualmente in ospedale al San Bortolo. Dalle prime indiscrezioni sembrerebbe non essere in pericolo di vita. Ecco Alex, tu accennavi... Ora, la dinamica dei fatti, sulla dinamica dei fatti chiaramente c'è grande riservo, c'è grande riservatezza da parte delle forze dell'ordine che sono accorse in massa. Ci sono chiaramente i carabinieri, c'è il SUEM, ci sono gli agenti della
polizia locale. È stata una situazione davvero drammatica. Quello che è ancora da chiarire è anzitutto se l'arma, una pistola d'ordinanza, sia stata sottratta qui sul posto all'agente, oppure se il cittadino di origini marocchine ne fosse già in possesso. Camminava scalzo lungo questa strada e, in base anche ai riscontri, a quello che insomma abbiamo potuto raccogliere con le testimonianze di coloro che hanno sentito gli spari, la sensazione è che insomma si sia sparato tanto, che ci siano stati almeno 10 colpi di pistola che hanno scosso non solo la comunità di Fara Vicentino, ma chiaramente tutto il comprensorio. Ecco, quindi Alex, non si sa ancora come questa persona sia riuscita a procurarsi questa pistola. Allora, come potete vedere, la strada è chiaramente chiusa al traffico, è inibito l'accesso sia ai residenti che anche alla stampa. C'è grande riserbo sulla dinamica dei fatti, proprio perché è stato un qualcosa di repentino, di veloce e di assolutamente sconvolgente, perché nessuno poteva chiaramente aspettarsi qualcosa del genere. Gli elementi certi di questa vicenda sono che il quarantenne marocchino ha iniziato a far fuoco, che ha fatto fuoco con una pistola d'ordinanza. Quello che non si sa è appunto se ne fosse già in possesso o se magari ha avuto modo, opportunità di sfilarla all'agente della polizia locale. Agente della polizia locale, lo ricordiamo, è un 32enne, Alex Frusti, ferito gravemente all'addome, attualmente in terapia intensiva all'ospedale San Bortolo, però da quello che filtra, insomma, dalle indiscrezioni, dalle prime voci che filtrano, la persona non sembra in pericolo di vita, la gente non sembra in pericolo di vita. Altre indiscrezioni, tutte da confermare, dobbiamo essere cauti proprio perché nessuno delle forze dell'ordine ha ancora fornito una versione ufficiale. Dicevamo, un'altra indiscrezione è che il cittadino di origine marocchina possa essere stato sotto l'effetto di o medicinali o alcolici o droghe, perché camminava e anche l'andatura stessa presupponeva uno stato confusionale da parte della persona. Quindi questo è quello che al momento si sa. Una vittima, un agente della polizia locale gravemente ferito, ma ripetiamo, sembra non in pericolo di vita, fortunatamente. Una decina di colpi sparati e i cittadini, i residenti che insomma abitano, che si affacciano su via Crosara, hanno vissuto una mattinata di grande terrore. Qualcuno si è chiuso dentro, si è barricato, ha chiuso a chiave i cancelli, ha chiuso le persiane di casa. Altri invece hanno voluto provare a capire insomma cosa stesse succedendo. Lo ripetiamo, ci hanno raccontato che sembrava di assistere a una scena di un film western, di un vero e proprio Far West, con colpi di pistola a raffica, urla strazianti e appunto una scena che poi drammaticamente si è conclusa con la morte del cittadino quarantenne e con un agente della polizia locale gravemente ferito. Grazie allora Alex, Giuliano, per questo collegamento da Fara Vicentino. Naturalmente se ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo grave fatto di cronaca torneremo a collegarci, fatto sul quale peraltro è intervenuto anche proprio in questi minuti il presidente della Regione Veneto su Facebook, Luca Zaia. Dice: sto seguendo con apprensione quanto avvenuto poco fa nel comune di Fara Vicentino, c'è stata una sparatoria tra le forze dell'ordine e un cittadino a seguito di un fermo. L'uomo ha perso la vita, un agente della polizia locale è stato ferito. In attesa di aggiornamenti sulla dinamica, il mio pensiero, scrive il presidente della regione Zaia, va alle persone coinvolte e all'agente ferito. Questi dunque gli aggiornamenti che abbiamo. Torniamo ora in studio con l'avvocato Andrea Codemo, con il quale stavamo parlando appunto di denaro
denatalità e di politiche a sostegno della famiglia e delle giovani coppie. Allargando, diciamo, lo sguardo, avvocato, al resto dell'Europa, quali sono e anche al resto del mondo, insomma del mondo occidentale, quali sono i casi come dire virtuosi di sostegno alle famiglie, di sostegno appunto alle giovani coppie dalle quali potremo prendere esempio, perché in Europa siamo proprio fanalino di coda, no, per quanto riguarda le nascite. Assolutamente sì, diciamo prima appunto meno di 400.000 nascite nel 2021 è un dato assolutamente allarmante. Allora lo Stato da prendere a riferimento anche per analogia, per vicinanza territoriale, anche per analogia dimensionale è la Francia. La Francia ha da sempre e soprattutto negli ultimi 30 anni impostato una politica sulla natalità molto incisiva e questa politica sulla natalità ha dato sicuramente dei frutti importanti. Dico simile perché la Francia, pur avendo un territorio che è pari circa il doppio dell'Italia, ha un numero di abitanti molto vicino a quello dell'Italia, stiamo parlando di 65 milioni di abitanti contro i 59 milioni italiani. In Francia, dicevamo, c'è una politica molto più incisiva di quella italiana, c'è un investimento di PIL, oltre il 2% del PIL viene investito in sostegno alle famiglie e all'infanzia, e c'è una politica, a differenza di quella italiana, che non si limita ad aiutare i neonati e aiutarli per le fasce di reddito più basse, ma amplia questa possibilità a tutte le fasce di reddito, indipendentemente appunto dal quantum, e utilizza fondamentalmente un principio che è quello del quoziente familiare, cioè il reddito viene, diciamo, ridimensionato in base a quanti figli hai. Quindi non hai, come in Italia, un assegno per ogni figlio, perché anche in Italia esistono, abbiamo parlato adesso dell'assegno unico universale che va a sostituire delle altre misure, ma comunque vengono riconosciute delle somme di denaro in base ai figli, ma in Francia è il reddito stesso che viene calmierato e calibrato in base al numero dei figli, utilizzando il quoziente familiare, che è un po' quello a cui potremmo tendere o vorremmo tendere. Il ministro Giorgetti ha introdotto la scorsa settimana, ripresa poi dal sottosegretario Bitonci, la possibilità di prevedere una detrazione fiscale nell'ordine di 10.000 euro per ogni figlio fino all'età dell'università, questo indipendentemente dal reddito percepito. Forse lo sviluppo ulteriore potrebbe essere quello del quoziente familiare, quindi andare a tarare la capacità reddituale, il reddito che ogni famiglia andrà a versare in base al numero dei figli, che è quello esattamente che fa la Francia. E la Francia appunto fa questo indipendentemente dal reddito percepito, ed è un po' l'ulteriore elemento di diversità importante rispetto all'Italia. L'Italia si concentra sulla prima infanzia e su redditi bassi, la Francia si amplia questa agevolazione non limitandosi ai redditi bassi, ma andando anche ai redditi medio-alti. Questa è la fondamentale differenza. Sicuramente la Francia è un esempio da prendere a riferimento, ovviamente ciò comporta un investimento e delle risorse che poi necessariamente dovrebbero essere reperite all'interno delle capacità economiche del sistema Italia. Ecco, la interrompo di nuovo, avvocato, perché vedo che abbiamo in collegamento la collega Daniela Sizia da Oderzo. È una giornata, quella di oggi, davvero convulsa, ricca di notizie di cronaca, purtroppo. Abbiamo appunto in collegamento da Oderzo Daniela Sizia, Oderzo, dove, come vi dicevamo in apertura di telegiornale, c'è stato l'accoltellamento di una avvocatessa. Daniela, a te, buongiorno. Buongiorno Marta, buongiorno ai telespettatori. Sì, lo hai detto tu, un'aggressione davvero brutta qui questa mattina. Siamo nel cuore di Oderzo, lo vedete alle mie spalle, questo è lo studio dell'avvocato Mary Zorz. Ha accolto il suo aggressore, che è anche un suo cliente. L'uomo probabilmente è entrato già armato di coltello, c'è stata una discussione e poi è stata colpita, l'avvocatessa è stata colpita con più fendenti, soprattutto alla mano, probabilmente per tentare di difendersi, ma anche alla schiena, perché lei è riuscita a scappare dalle scale. Qui c'è una rampa di scale e poi
urlando, sotto shock, ha chiesto aiuto e subito si è diretta in questa cartolibreria dove è andata dal titolare, ha detto mi hanno accoltellato, aiuto, mi hanno accoltellato. L'uomo ha immediatamente ovviamente chiamato le forze dell'ordine, ma non solo, ha chiamato il suo M118, lei aveva addirittura paura di essere stata colpita anche in più parti del corpo, non sentiva un braccio, quindi insomma una situazione davvero difficile. Sono usciti anche gli stessi altri lavoratori che abitano, o residenti o lavoratori che abitano proprio in questo condominio, e hanno sentito, ci hanno raccontato il trambusto, hanno visto il sangue per terra lungo le scale perché ha perso parecchio sangue, e poi hanno capito cosa era accaduto. Dell'uomo non si è saputo più nulla fino a poco tempo fa, perché l'uomo è stato trovato cadavere nella sua casa, sembra che sia un infermiere di Oderzo, lui residente a Mansuè, si è ucciso sul posto. Sono arrivati ovviamente i carabinieri, prima sono venuti qua, poi sono andati lì e stanno cercando di ricostruire quello che è accaduto questa mattina. Sembra che ci sia alla base di questa aggressione una diatriba su una causa civilistica, forse andata male, non si sa. Certo è che lui era, dicono, esasperato, arrabbiato. Lei quando è stata aggredita non se lo aspettava, perché mai era accaduta una cosa del genere. Ci dicono insomma che all'inizio questa è una persona tranquilla, dicevano, fino ad oggi. Evidentemente sarà poi l'avvocatessa che adesso si trova ricoverata in ospedale a Oderzo, fortunatamente non in pericolo di vita, questo lo diciamo, e a dover chiarire, ricostruire e parlare con gli investigatori per far luce su questo fatto. Noi siamo andati anche dalla sindaco di Oderzo, che si è detta scioccata per quanto è accaduto, e dice qui non siamo più sicuri, è quello che preoccupa maggiormente. Tutti i lavori sembrano davvero pericolosi, su tutti i lavori dobbiamo stare attenti. Abbiamo visto la psichiatra che è morta e l'aggressione ai medici, ora l'aggressione agli avvocati. Dice qui non siamo più sicuri, c'è qualcosa che non va, evidentemente va ripensato qualcosa, ci diceva il sindaco, che ovviamente nelle prossime ore andrà a trovare l'avvocato che si trova, come vi ho detto, nell'ospedale di Oderzo. E qui sono sotto shock tutte, anche i residenti, perché dicono hanno sentito le urla, e quindi insomma una scena davvero che non dimenticheranno tanto presto. Come vi ho detto, qui siamo proprio nel cuore di Oderzo ed è successo proprio in pieno giorno, nello studio, dove però in quel momento l'avvocato si trovava da solo con il suo aggressore, che era il cliente che lei aspettava, un appuntamento che era previsto, nessuna. Insomma, questo è quanto ci hanno raccontato finora anche gli investigatori. Marta, se non è domande, da Oderzo è tutto. Grazie a Daniela Sizzi e a Nicoletta Rizzetto per questo collegamento. Insomma, avvocato, sono tutte notizie che ci lasciano piuttosto con il massima solidarietà alla collega, perché effettivamente sono notizie a cui non siamo abituati e che non vorremmo mai sentire, veramente. Chiaro. Ecco, allora, per concludere il discorso, no, che stavamo facendo, quindi ci sono questi esempi virtuosi ai quali si può prendere esempio, come citava lei appunto questo della Francia. Assolutamente, la Francia penso che sia un faro a livello europeo per delle politiche che da decenni stanno portando avanti, politiche però che hanno degli effetti positivi, perché effettivamente hanno avuto un'inversione o comunque un trend di natalità sicuramente diverso da quello italiano, ma diverso e maggiore anche rispetto a quello europeo. La Francia però investe, diciamolo subito, più del doppio di quanto non investe l'Italia rispetto al proprio PIL, quindi è comunque una questione economica. Dal mio punto di vista, se posso dare un giudizio, il fatto che la politica ne parli è sicuramente positivo. La strada prospettata dal ministro Giorgetti non necessariamente sarà quella che riusciranno a concretizzare o sarà la strada perfetta, ma sicuramente è un segnale di attenzione, come è doveroso che sia da parte delle istituzioni, a quello che è un problema che ha un impatto nell'odierno, ma che avrà un impatto anche nel futuro. Soprattutto nel futuro, no? Se pensiamo. Prevede, giusto per dare un dato, che per il 2070 ci saranno 12, se questo il trend continuerà, avremo 12 milioni di persone in meno. Cosa vuol dire? Vuol dire che dai 59 milioni attuali si passerebbe ai 47 milioni di persone, di abitanti. Di che età poi questi 47? Con un invecchiamento
lato anche lì, anche positivo, perché è evidente che la tecnica sanitaria e gli interventi sanitari sono migliorati e quindi l'età media sta crescendo ed è un bene per tutti noi, perché vuol dire che si vive meglio e si vive più a lungo. Il punto è che vivere meglio e vivere più a lungo deve essere coperto, è una coperta che si tira da un lato e dall'altro, ma questa coperta è necessario che ci sia, e quindi il problema della natalità è un problema che secondo me i nostri politici, i nostri amministratori devono sicuramente prendere concretamente in mano e dare dei segnali concreti di natura economica in primis, perché certo è molto più facile dare uno sgravio contributivo e fiscale piuttosto che creare nuovi asili o nuovi posti di lavoro nell'infanzia. Si parte da qualche parte, chi dice sì ma non è quella la strada, probabilmente non sarà l'unica strada, è una strada, ma l'importante è che queste strade vengano intraprese e si inizi a fare concretamente qualcosa. Certo, io la ringrazio davvero Avvocato per essere stato con noi ed averci aiutato a fare un po' il punto su una tematica davvero molto importante, e abbiamo capito insomma il perché. Grazie ad Andrea Codemo, avvocato tributarista. Noi ora andiamo a Belluno dove si è concluso tra le polemiche il mandato del Consiglio di gestione della Fondazione Teatri delle Dolomiti nel capoluogo appunto bellunese davanti al teatro. C'è per noi Tiziana Bolognani con la presidente uscente della Fondazione, Tiziana Pagani Cesa. Tiziana, a te, buongiorno. Buongiorno a voi da una piovosa Belluno quest'oggi. Siamo davanti all'ingresso del Teatro Comunale, del foyer del Teatro Comunale, e al mio fianco la past president, per usare un inglesismo che tanto, come dire, induce a sospetti e preoccupazioni in questi giorni, la past president della Fondazione Teatri delle Dolomiti, Tiziana Pagani Cesa. Con lei vogliamo fare un bilancio del suo mandato, perché proprio in questi giorni il Comune di Belluno ha provveduto alle nomine della nuova terna del Consiglio di gestione. Dottoressa Pagani Cesa, intanto com'è andata? Che esperienza è stata? È stata un'esperienza complessa che non mi aspettavo. Sono stata nominata a sorpresa, quindi per me è stato proprio un fulmine a ciel sereno. Mi sono messa a disposizione della città con voglia di fare e con un'assoluta continuità rispetto alla gestione di Poloni e del precedente comitato di gestione, che era diventato incompatibile con la nomina, e quindi è stata un'esperienza professionale e anche umana molto interessante. Devo dire molto colpita dal Covid. Ricordiamo che noi siamo stati nominati in settembre del 2020. Quindi in piena pandemia. In piena pandemia. Sembrava fosse finito durante l'estate. Quando noi siamo stati nominati, subito ci siamo messi ad organizzare, nel senso che era già stato organizzato da Valeria Benni e dal Comune, oltre le vette che sempre ad ottobre viene ripetuta. Però subito dopo è stato chiuso. C'era una bellissima mostra di Alessandro Seffer, che è stata vista pochissimo, perché dal 25 di ottobre c'è stata una nuova impennata dei casi di Covid, e quindi è stato chiuso il museo, il teatro. Per tutto il 2021 non si è potuto fare spettacoli. Noi nel 2021 abbiamo deciso comunque di finanziare i 3 residenti, perché erano veramente a corto di risorse e quindi era necessario dargli una mano. Sembrava che la stagione 21-22 fosse risolto. No. Poi ci ricordiamo anche quello che è stato, cioè con la suddivisione, quindi la diminuzione dei posti, è stata una... Il 50%, sì, per tutto il 21 o era chiuso o c'era il 50% di posti disponibili. Ecco, allora, il teatro ha avuto delle perdite immense. Queste perdite sono andate a bilancio nel 2022. I debiti del 21 li abbiamo pagati nel 22. Nel 22 c'è stata, 21-22, una stagione straordinaria. La sottolineatura
dell'amministrazione comunale su questo passivo che adesso pesa, diciamo così, sulla nuova gestione è stato un po' fuori luogo, non ritiene? Ritengo di sì, anche perché l'assessore a Damiano, che con grande orgoglio ha inaugurato le 3 mostre che sono state organizzate e sostenute economicamente dalla fondazione, e cioè la mostra per i 100 anni di Augusto Mürer, la mostra per i 50 anni dalla morte di Dino Buzzati, che è stata curata dal Circolo Cultura e Stampa, a cui però noi abbiamo dato un bel contributo per tutte queste cose, e la mostra di Mattotti e Buzzati, voluta da noi, sostenuta pienamente da noi. Questi hanno fatto molte entrate al Museo Civico a favore del comune, abbiamo pagato tutto noi. E adesso l'assessore dice: avete gestito male perché c'è un passivo. C'è un passivo di 2 anni di Covid, di 3 mostre completamente sostenute, abbiamo sostenuto anche l'estate dei residenti. Cioè, le spese di quest'anno sono molto chiare. Il teatro comunale tra spese e ricavi c'ha meno 61.000, che chiaro, cioè tutte le attività teatrali, anche estive, che erano gratuite, sono state gestite, sì. Il supporto economico è stato dato da fondazione. Quindi possiamo dire in maniera molto... Un ringraziamento. Più che una polemica. Più che una polemica mi aspettavo un ringraziamento. L'offerta che è stata data a Belluno è stata molto elevata e di questo siamo orgogliosi. Credo che sia orgogliosa anche la città di poter aver avuto questa opportunità di cultura molto studiata, nulla è stato lasciato al caso. Ringraziamo Tiziana Pagani Cesa, le auguriamo ogni bene anche per il suo prossimo futuro anche professionale, e noi vi restituiamo la linea qui da Belluno. A voi. Grazie a Tiziana Bolognani, Stefano Bozzi per la collaborazione tecnica e alla sua ospite. Noi ora andiamo in pubblicità, ma prima uno sguardo alle previsioni del tempo con il nostro meteo. Subito dopo torniamo in studio con la prima edizione del nostro telegiornale. A tra poco, restate con noi. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. La perturbazione tende a spostarsi dal nostro territorio, ma non se ne va del tutto, causando ancora una instabilità. Vediamo il dettaglio di lunedì 24 aprile. Sul Veneto avremo un'alternanza di nuvole e schiarite con precipitazioni sparse anche a carattere di rovescio. Verso fine giornata diradamento delle piogge con maggiori spazi di sereno. Temperature stazionarie minime tra 8 e 10 gradi, massime invece comprese tra i 17 e i 21 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Il cielo sarà coperto con piogge diffuse. Dalla sera però deciso miglioramento con cessazione delle precipitazioni. Sulla costa soffierà scirocco moderato. Temperature minime tra 8 e 11 gradi, massime sui 15-17 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove avremo precipitazioni quantomeno nel corso della mattinata, graduale miglioramento poi dal pomeriggio. Temperature minime intorno ai 7 gradi, massime sui 21 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Ed eccoci nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Siamo alla parte dedicata al dibattito politico in vista delle elezioni amministrative del prossimo 14 e 15 maggio. Saluto gli ospiti che sono qui con noi presenti. Benvenuta, cominciamo dalle donne, Caterina Dozzo, candidata nella lista Denardi sindaco. Benvenuto
a Sandro Zampese, candidato della Lega, che sostiene naturalmente la ricandidatura di Mario Conte, assessore uscente ai lavori pubblici, e in collegamento abbiamo Gabriele Zanella, eccolo qui, ora lo vedo, buongiorno, grazie per essere con noi, candidato di... grazie per l'invito. Grazie, candidato di Unione Popolare che sostiene la candidatura di Maurizio Mestriner assieme al Movimento 5 Stelle. Allora comincerei subito con un tema del quale si sta molto parlando. Vista la data, oggi è il 24 di aprile, vigilia del 25 aprile, ed è quello delle polemiche suscitate a livello politico. Una festa dunque che continua a dividere. Caterina Dozzo. Allora, buongiorno a tutti, innanzitutto grazie mille. Sul 25 aprile sì, si sta sentendo parlare molto. Purtroppo ritengo che quello che si sta sentendo non sia di fatto meritevole, nel senso che il 25 aprile dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, dovrebbe rappresentare una grande opportunità di valenza culturale. Il 25 aprile, così come altre ricorrenze fondamentali per la storia del nostro paese, della nostra società. Perciò dispiace, parlo soprattutto da giovane, dispiace vedere che si dà molta evidenza a delle esternazioni che onestamente ritengo quasi un insulto all'intelligenza della cittadinanza, e invece si dà poco spazio a delle proposte che potrebbero essere, come ad esempio l'apertura dei musei o comunque le iniziative culturali volte davvero al bene della comunità, della cittadinanza, che in queste occasioni andrebbe invece guidata, formata, coinvolta e resa partecipe di iniziative costruttive e non a scopo di distruggere quel che c'è, perché altrimenti se continuiamo a guardare indietro senza mai fare un passettino in avanti, insomma non nutriamo grandi speranze, ecco, noi soprattutto come giovani. Sandro Zampese. Il 25 aprile è una festa di tutti, è una festa che celebra la vittoria della democrazia sulla dittatura, nel nostro caso specifico sulla dittatura fascista, però io la estendo proprio idealmente a una festa contro tutte le dittature, quindi tutte le dittature che ci sono state nel mondo e ancora adesso perversano, ed è una festa soprattutto che deve essere sempre tenuta in considerazione, perché la libertà, che è un bene incomprimibile, non è una cosa, non è un valore che ti viene regalato, o un valore che puoi dimenticare per poi riprendere. È un valore che devi sempre combattere per ottenerlo, e devi sempre preservarlo e custodirlo. Ecco, nelle ultime ore, peraltro, glielo chiedo perché le affermazioni, diciamo, che hanno maggiormente risollevato il dibattito su questa data sono riferite a esponenti di Fratelli d'Italia che sono con voi alleati in coalizione nel sostenere appunto Mario Conte. Sì, non so se ci sono episodi singoli o prese di posizione singole che non fanno testo, ma la compagine di Fratelli d'Italia ha già espresso l'adesione alla manifestazione, proprio nel Treviso, nome, quindi nello specifico. Sì, nel nome di questi principi di libertà e di democrazia. Gabriele Zanella, candidato di Unione Popolare. Tra l'altro è proprio di queste ore anche una nota del candidato Mestriner sulla questione del 25 aprile. Sì, quanto alle polemiche, io non credo possa essere presa come una presa di posizione personale quanto sta dicendo e quando sta facendo la seconda carica dello Stato nell'ultimo mese, nel senso che prima la Russa parla di Via Rasella come di un episodio che andava a coinvolgere una banda musicale di pensionati, poi dice che non c'è nessun riferimento all'antifascismo nella nostra Costituzione, il che è una cosa assolutamente fuori luogo e io credo sintomo di ignoranza, ambedue le cose. Quindi il Presidente del Senato che si esprime in questi termini io non credo possa essere preso come una posizione individuale
per quanto concerne Fratelli d'Italia. Noi ne chiediamo insomma le dimissioni a livello nazionale. Il 25 aprile chiaramente è una festa, è la festa della liberazione, è la festa della vittoria della democrazia sul nazifascismo, è la festa di coloro che ci hanno liberati, che erano dei volontari che hanno rischiato la vita perché questo paese potesse avere un contesto democratico, partecipativo e libero. È anche la festa della Costituzione, il fatto che la Carta Costituzionale del 1948, che è un prodotto della Resistenza, è un prodotto della lotta di liberazione, venga applicata. Bisogna insistere su questo punto, perché e dal punto di vista democratico e dal punto di vista ancora di più materiale, questa carta deve ancora trovare una sua applicazione. Quello che noi portiamo avanti dal punto di vista del diritto del lavoro, dal punto di vista dell'uguaglianza tra cittadine e cittadini, da un punto di vista dell'antirazzismo, della libertà delle donne e quant'altro, è l'applicazione di questa carta, dello Stato sociale universalistico che oggigiorno viene da tutte le parti politiche tagliato nelle sue forme fondamentali, nel diritto alla salute, nel diritto all'istruzione, nel diritto al sostegno sociale delle fasce più deboli. La Carta Costituzionale va applicata. Il 25 aprile deve avere, a nostro parere, questo tipo di significato, cioè l'applicazione della Costituzione nei suoi punti legati alla democrazia e alla libertà e nei suoi punti legati alla Costituzione materiale che da decenni viene messa in crisi e disattesa in questo Paese. Allora, veniamo ora a uno dei temi, degli argomenti insomma caldi e molto dibattuti della campagna elettorale, appunto per quanto riguarda la città di Treviso, ed è quello della questione della viabilità e dei parcheggi, con particolare riferimento alle ZTL, alla pedonalizzazione del centro e nei parcheggi per quanto riguarda il Park Vittoria. Caterina Dozzo. Allora, innanzitutto è importante pensare a questo. Treviso e i suoi cittadini meritano una qualità della vita molto alta. In questo momento questo non è possibile perché ci troviamo tra i più bassi in classifica per qualità dell'aria e questo è decisamente qualcosa di molto negativo. Per lavorare alla qualità dell'aria e di conseguenza alla qualità della vita dei cittadini e dell'intera città è più che necessario ormai indirizzarsi verso la pedonalizzazione del centro e verso una sempre più maggiore occhio insomma alla sostenibilità di tutto il nostro territorio. In questo appunto la pedonalizzazione del centro gioca un ruolo molto fondamentale sia per noi che per tutto il nostro programma. Ecco. È sicuramente un progetto che va costruito in maniera progressiva, nessuno parla di pedonalizzare dall'oggi al domani, siamo tutti ben consapevoli che si tratterebbe di un'opera molto importante che richiederebbe del tempo e delle risorse molto importanti. È però decisamente necessario, siamo passati tutti quanti, frequentiamo tutti quanti il centro storico e non solo, ed è un peccato vederlo riempito di macchine più che di persone, è soprattutto anche un disagio per tutti, per i cittadini così come per i commercianti del centro, il fatto di non avere dei servizi che permettano alle persone effettivamente di raggiungere il centro in totale comodità, quindi le persone prendono l'auto, vanno in centro, non trovano spazio, girano, inquinano, si rassegnano, vanno via dal centro, non popolano il centro. Quindi diciamo che è tutto un discorso molto connesso per il quale noi ci stiamo impegnando siamo in prima linea e siamo assolutamente convinti che sia questa la direzione da seguire, quindi quella di liberarci sempre di più dalle auto e tornare a vivere il centro in totale libertà, serenità e con la voglia che tutti quanti abbiamo. E sul tema dei parcheggi? Il tema dei parcheggi in particolare? Ecco. Sì, allora una cosa che a me ha lasciato onestamente stupita è che il progetto del Park Vittoria, il contratto del Park Vittoria ha la mia stessa età. È attivo da tantissimo tempo ed è qualcosa in cui io non riesco a capire come mai non ci si muova effettivamente per cambiare un po' le carte in tavola, quindi
allora, sempre in base alle mie competenze, Piazza Vittoria non rappresenta un punto molto strategico in cui voler costruire un parcheggio, nel senso che ci sono altri luoghi meno impegnativi anche dal punto di vista storico e quindi dei lavori che poi comporterebbe la costruzione di un parcheggio, che possono essere considerati e sono molto validi proprio per portare le auto fuori dal centro e soprattutto per dare un servizio anche in minor tempo a tutti i cittadini. Quindi i parcheggi mancano, nel senso che quelli che ci sono non sono sufficienti a quanto pare, però sempre nell'ottica di portare sempre di più le auto al di fuori, io mi chiedo perché non il progetto del Parco Vittoria non lo portiamo al di fuori, non ci muoviamo in questa direzione una volta per tutte, ma continuiamo a rimanere sugli stessi temi che da 24 anni portiamo avanti. Dove? Fuori dalle mura ci sono numerosi spazi, c'è l'ex Foro Boario, si possono rimettere anche in migliori condizioni i parcheggi già esistenti. Si tratta secondo me di un cambiamento culturale prima che strutturale, nel senso che se noi diamo i parcheggi al di fuori dalle mura, ma dentro le mura i parcheggi continuano ad esserci, le persone come primo pensiero diranno vado a parcheggiare dentro le mura perché è più comodo. Se noi invece facciamo questa progressiva uscita pianifichiamo e mettiamo in atto questa progressiva uscita delle auto, cambia proprio il modo di pensare ed è questo che serve, non tanto per diventare essere meno comodi, perché a tutti piace essere comodi, quanto più per un discorso veramente di qualità della vita. Noi abbiamo bisogno di respirare, noi respiriamo e abbiamo bisogno di respirare dell'aria pulita, quindi è tutto un discorso che si connette e dico muoviamoci verso il futuro. Lo stanno già facendo in tanti, perché dobbiamo aspettare noi altrettanti 24 anni? Non mi è molto chiaro, ecco, in questa mia... Zampese. Allora, per essere proprio oggettivi, noi abbiamo ereditato dalla precedente giunta un piano parcheggi che era nefasto. Cioè avevano cambiato il Parco Vittoria e l'avevano sostituito con un parcheggio interrato al pattinodromo e con un parcheggio interrato, semi-interrato, eccetera, vicino alla biblioteca ex Gil. Ora, questa programmazione che costava circa 18 milioni di euro aveva un saldo negativo di parcheggi, cioè la costruzione di quei parcheggi, eliminando poi altri parcheggi, non ti dava parcheggi in più in centro storico, quindi, o nelle vicinanze. Era una cosa deleteria e tra l'altro andava a rovinare, per quanto riguarda il pattinodromo, tutto il tratto nord delle mura di Treviso, perché era proprio a ridosso. Noi siamo ritornati, credendoci invece, a realizzare il parcheggio di 450 posti auto in Piazza Vittoria, dove l'avevamo prima scelto. Riteniamo sia strategico non solo per aumentare la potenzialità dei posti auto, ma per il riordino dei posti auto, perché la storia insegna che tutte le grandi città pedonalizzate, che poi pedonalizzate vuol dire tanto e poco, bisogna parlare di zone a traffico limitato, perché nel pedonale passano anche i mezzi di soccorso, le auto dei residenti, eccetera, quindi bisogna stare attenti anche alle parole. Però diciamo in questa ottica di pedonalizzazione tutte le città che hanno un grosso centro pedonale hanno un grosso parcheggio al centro. Tipico esempio Genova, Piazza dei Ferraris è un parcheggio multipiano che va sotto 6 livelli e lasci lì la macchina, poi vai nei Carrusi, vai a Genova, eccetera. Quindi la nostra proposta è quella proprio di riattivare il processo di riqualificazione di Piazza Vittoria, che sarà un parcheggio interrato, e poi la piazza sarà tutta, ci sarà il monumento e ci sarà del verde, sarà messa dimora pedonale a Prato. Il parcheggio al Foro Boario, quindi un fast park al Foro Boario, e un parcheggio all'ex Telecom in via Dandolo, perché c'è una carenza di parcheggi a sud che andrebbe anche a riordinare e a riqualificare tutta la sosta selvaggia che abbiamo adesso a San Zeno.
Questa è la nostra proposta. Cioè, forse una piccola cosa aggiungerei, anche a fronte di un minimo abbassamento del numero di parcheggi, di lotti disponibili nel centro storico, se a fronte di questo si lavora molto di più col trasporto pubblico, io sono convinta che le macchine in centro arriverebbero di meno, perché tanti prendono l'auto perché il servizio poi di trasporto pubblico non copre tutte le esigenze, quindi si potrebbe lavorare molto su questo. Insomma, tutte le auto che sono in centro non sono lì perché c'è necessità davvero di muovere l'auto, perché molte persone farebbero a meno se si potesse, se si riuscisse, se ci fossero dei servizi paralleli all'altezza. Ma con la nostra programmazione noi intendiamo gradualmente, però in maniera reale, non in maniera un po' così, in maniera reale, andare proprio gradualmente a pedonalizzare la città di Treviso. Devi prima creare i servizi, quindi devi creare i parcheggi esterni, o quello di Piazza Vittoria, che comunque sarà un parcheggio con accesso e uscita dal genio civile, per capirci, e che sarà percepito come un parcheggio esterno, visto che poi Viale Cadorna noi lo riqualificheremo e sarà un viale pedonale e ciclabile. Ecco, Zanella, questione viabilità e parcheggi in città. Sulla questione parcheggi noi riteniamo che i parcheggi debbano essere del tutto, per quanto più possibile, esterni al centro storico, che il centro storico si debba andare in direzione netta per una pedonalizzazione, insomma, del centro storico, ma lo si debba fare con un segnale chiaro, cioè le macchine per quanto più possibile fuori dal centro e un sistema di trasporto pubblico che possa far sì di incentivare la fruizione del centro appunto col mezzo pubblico. Pensiamo a tutte quelle persone che nei quartieri, molto spesso quartieri popolari fatti di anziani, non sono più nella condizione di guidare o non guidano. Queste persone vanno incentivate ad una fruizione del centro, a una mobilità interna alla città di Treviso, fatta soprattutto di trasporto pubblico. Questo è un servizio che va, dal nostro punto di vista, incentivato, anche se necessario con delle misure di gratuità del trasporto pubblico e di piccolissima tassa di scopo, chiaramente facendo esenti le fasce di reddito più basso, perché è necessario un riequilibrio sociale anche da questo punto di vista. Insomma, ci sono intere fasce di popolazione che oggi si trovano molto spesso ghettizzate, forse è una parola forte ma la uso, nel proprio quartiere, proprio perché fanno fatica a ricorrere, a muoversi dentro il tessuto cittadino ed è il trasporto pubblico, ma penso la stessa cosa in relazione alle scuole, in relazione agli studenti. Quindi per quanto più possibile va incentivata la mobilità pubblica. L'uso dell'automobile credo sia una questione generale legata all'inquinamento, legata alle emissioni, legata al clima, legata agli sforamenti delle polveri sottili. Va quanto più possibile disincentivata, però vanno messi i cittadini nelle condizioni veramente di poter far riferimento e di far riferimento in termini il più possibile di massa a quello che è il trasporto pubblico, che oggi io credo un po' in tutte le città è molto sottoutilizzato come strumento. Ecco Zanella, per quanto riguarda il Park Vittoria? No, l'ho detto in premessa, i parcheggi vanno trovate delle soluzioni il più possibile esterne al tessuto del centro storico, vanno create delle condizioni perché poi con il trasporto pubblico si possa andare dai quartieri, si possa andare dalle zone esterne al centro storico a fruire del centro. Ecco, un altro tema del quale si sta molto parlando in queste settimane, ne abbiamo parlato peraltro per chi ci ha seguito poco fa, non so se da fuori finché attendevate di entrare avete sentito con l'avvocato appunto Andrea Codemo, è quello della denatalità, naturalmente un problema nazionale ma che specialmente nel nostro territorio sta avendo delle ripercussioni sicuramente importanti.
che cosa si può fare, per quanto naturalmente di competenza dei comuni, per incentivare i giovani e le giovani coppie a rimanere in città, in questo caso appunto Treviso, scegliendola proprio come la città nella quale mettere su famiglia. Partiamo da una giovane, quindi, no? Da una ragazza giovane, Caterina Dozzo, che quindi ha anche un punto di vista magari diverso dal mio o da quello di Zampese, anche se non altro per ragioni anagrafiche. Allora, una domanda che io mi sono posta recentemente, anche viste le ultime proposte che sono state fatte a livello anche di governo, è: ma davvero credono di convincerci a costruire una famiglia e quindi a fare dei figli proponendoci dei sussidi meramente economici? Ecco, dal mio punto di vista la risposta è no, o meglio non solo. Noi sicuramente c'è un grande problema di denatalità, è sotto gli occhi di tutti, però è, diciamo, la punta di un iceberg. In questo momento c'è una grande difficoltà c'è uno skill mismatch molto ampio, quindi c'è una grande difficoltà nel trovare un lavoro all'altezza, che comunque rappresenti bene le competenze per cui i giovani si stanno formando, che sono delle competenze volte sempre di più al green, all'innovativo, alla sostenibilità, alla digitalizzazione. Perciò c'è un grande bisogno di andare a ricostruire tutti dei servizi, delle possibilità, delle opportunità per i giovani, in modo tale che possano poi essere serenamente consapevoli di poter costruire prendere casa, che è un'altra grossa questione, e costruirsi una famiglia. In questo, a livello di amministrazione, qualcosa su cui ci stiamo impegnando molto è il coinvolgimento delle oltre 300 associazioni del territorio, associazioni sportive, culturali, musicali, eccetera. Perché, direte, è una cosa un po' sconnessa. Invece, se ci fosse un bel coordinamento centralizzato di tutte queste associazioni, si otterrebbe un osservatorio molto privilegiato sulla cittadinanza, sulle cittadine e sui cittadini. In questo modo si entrerebbe a conoscenza di tutte le esigenze di tutti i cittadini, e sempre in questo modo si potrebbero costruire, dare effettivamente vita alle pari opportunità. Ecco, il tema della denatalità è intrinsecamente connesso a quello delle pari opportunità, nel senso che finché non avremo dei servizi, delle iniziative, insomma una società fondata davvero sulle pari opportunità, sarà molto difficile tornare in crescita. Ecco, abbiamo bisogno del coinvolgimento di tutti, abbiamo bisogno di essere tutti quanti più consapevoli della società che vogliamo, della società in cui vogliamo vivere, sia oggi che domani. Per farlo abbiamo bisogno di raccogliere dati, per raccogliere dati dobbiamo fare leva su un apparato molto forte che abbiamo, che è quello associazionistico, e di conseguenza ricostruire, insomma, ridare forma ad una città davvero a misura di giovani, e non solo, perché poi c'è anche un grosso tema di solitudine che coinvolge soprattutto la fascia più anziana, che non va semplicemente accontentata e insomma resa contenta nel breve termine, ma va, secondo me, coinvolta proprio in questo, nel costruire un futuro per i giovani. La fascia anziana è fondamentale, perché ci possono trasmettere tutte le competenze, ci possono, insomma, insegnare tutto ciò che sanno e che noi ancora non sappiamo, come semplicemente aggregandoci, mettendoci insieme, sempre attraverso la tematica delle associazioni, possiamo davvero insieme costruire un futuro. Non va però affrontato a compartimenti stagni, perciò tutte appunto le possibilità, insomma, di redditi, sussidi monetari per chi volesse fare dei figli, sì, è un piccolo passo, ma non è assolutamente sufficiente per convincerci. Ecco, Sandro Zampese, sulla denatalità e sulla necessità, no, di creare tutte quelle condizioni che consentano ai giovani di rimanere, di non abbandonare la città e di mettere su famiglia. Allora, è un problema assolutamente, come è stato già detto, molto complesso. È molto complesso perché raggruppa una serie di fenomeni che sono poi tipici in questo momento proprio della nostra civiltà occidentale. Quindi non si parla di Treviso, non si parla solo di Italia, ma si parla di Europa quantomeno. E diciamo che la prima cosa, il mondo del lavoro così come strutturato non aiuta il formarsi di famiglie, e non aiuta, diciamo, il formarsi di famiglie
per quanto riguarda anche la natività e i figli. Diciamo che dobbiamo avere molto più cura di servizi non solo, come è stato detto, a livello di contributi che vanno bene, sono importantissimi, ma servizi come una facilità all'accesso della casa, per esempio, servizi che possano liberare in qualche modo anche le mamme nell'attività lavorativa, perché ancora adesso sono stati fatti passi da gigante, ma ancora adesso si vedono soprattutto uomini, certo, ma soprattutto le donne, le mamme, che hanno delle difficoltà quando sono nel mondo del lavoro a seguire i propri figli, soprattutto nell'età adolescenziale. Treviso in questi anni con il settore sociale ha fatto dei passi da gigante, ha fatto dei coordinamenti a Fiera, San Liberale, eccetera. È stata accreditata come città amica dei bambini e degli adolescenti, quindi delle politiche sociali sono state fatte a livello comunale. Deve essere fatta una rete più ampia che deve portare proprio ad avere quella moltitudine di servizi che possa far riprendere questo trend che però è molto difficile, perché è un trend, come ripeto, storico. Ecco, Gabriele Zanella, Unione Popolare, politiche quindi per la famiglia, per le giovani coppie. Ma io le riassumo in 2 capitoli, la precarietà e la casa, che sono i 2 principali disincentivi in questo momento rispetto alla formazione di una famiglia, rispetto alla natalità, rispetto al fatto di aver figli. Chiaramente noi qui siamo di fronte a dei capitoli nei quali la politica in termini generali sta andando contromano, nel senso che le politiche che vengono fatte a livello sovraordinato sono chiaramente disincentivanti a questo tipo di opzione nella vita delle persone. Allora, cosa può fare il Comune? Il Comune, io credo, possa fare sostanzialmente 2 cose. Sulla precarietà fare riferimento sia nelle assunzioni dirette, sia nelle ditte, per quanto concerne le ditte a cui si affida, deve fare riferimento ad una qualità del lavoro che non passi per la precarietà, ma che passi per la stabilizzazione delle persone che vengono fatte lavorare, che vengono assunte. Questo in primo luogo, perché sappiamo che molto spesso la precarietà ha come nodo, ha come punto centrale anche la cosa pubblica in questo paese. E quindi il Comune cosa può fare? Può dare l'esempio, può mettere un piccolo tassello rispetto ai capitoli nei quali ha un'incidenza diretta, cioè fare riferimento ad un cosiddetto mercato del lavoro che sia un mercato del lavoro stabile, che non sia un mercato del lavoro precario. In secondo luogo, rispetto al tema della casa, vanno messe a disposizione delle giovani coppie, così come delle persone in difficoltà, un accesso all'abitare che sia molto diverso rispetto a quello attuale. Noi siamo di fronte a dei casi limite oggi, che sono le 900 domande di casa popolare che il Comune soddisferà più o meno per 1/10, ma siamo di fronte anche a delle giovani coppie che non riescono a trovare una casa, un mutuo a prezzi accessibili. Allora è necessario che il Comune, che l'amministrazione comunale vada ad implementare quelle che sono le politiche sociali, non che vada a fare accordi con i costruttori, ma vada ad implementare quelle che sono le politiche pubbliche per la casa. E se posso dirlo in estrema sintesi, anche rispetto al tema precedente, quello dei parcheggi, è necessario che i prossimi 5 anni vedano la politica locale, la politica amministrativa più concentrata su quelle che sono le politiche sociali, le politiche di sostegno al reddito, di sostegno alla famiglia, di sostegno al lavoro, e meno concentrata rispetto a quelle che sono le opere pubbliche che vanno trattate in questo momento, in questa congiuntura storica di crisi sociale, con estrema parsimonia e con estrema oculatezza. Ecco, Zampese voleva dire qualcosa, ho visto che si stava... Il passaggio degli accordi con i privati sull'edilizia mi è sfuggito. No, c'è chi propone che il calmierare il mercato edilizio
venga fatto attraverso accordi con i costruttori. È su tutti i giornali, è in questa campagna elettorale. Non mi interessa chi sia. In questo momento io credo che il pubblico debba avere un'azione diretta, non fare accordi con i costruttori. Ma quali accordi? Di che accordi parla, scusi? Non ho capito. No, di accordi con i costruttori, perché il pubblico ci metta del proprio e vengano calmierati i prezzi. Ma lei ha detto di non fare accordi con i costruttori. Di quali accordi lei si riferisce, per cortesia? Ma guardi, non faccio nemmeno riferimento alla sua parte politica. Ci sono esponenti candidati a sindaco, nella fattispecie De Nardi, che è uscito sui giornali online, dicendo che vanno fatte dei livelli di concertazione con i costruttori per mettere a disposizione degli alloggi a prezzi calmierati. Il calmiere avviene nel momento in cui il pubblico investe direttamente, recuperando l'edilizia sfitta, recuperando il patrimonio pubblico sfitto, senza ulteriore consumo di suolo, e far sì che in questa maniera il mercato scenda di prezzo, scenda di valore e le coppie possano far riferimento appunto a degli alloggi a prezzi più bassi di quelli che sono attualmente. Ecco, sì, prego Caterina Dozzo. È proprio questo in realtà il punto più forte del mio candidato Giorgio De Nardi, che vuole invece far riconciliare il mercato a livello di domanda e di offerta, quindi prendendo consapevolezza di tutti gli appartamenti attualmente sfitti, iniziando un dialogo con gli affittuari proprio per dare prima, riuscire a far incontrare domanda e offerta prima per quanto riguarda quello che è già esistente ma non è in questo momento affittato. Perciò questo è assolutamente il primissimo punto nostro su questo. Assolutamente no consumo di suolo, ma riprendiamo in mano quello che già c'è. Se per questo brevemente, se non si parla di convenzioni su piani di recupero, dove è una buona norma avere per il comune degli alloggi che siano dati all'ERP, quindi all'edilizia residenziale pubblica da parte dei costruttori, questa è una buona norma e questa è tra l'altro una norma di legge, tra l'altro. Per quanto riguarda invece quello che diceva il signore, gli accordi che devono avere in prima linea il comune in qualità di mediatore, diciamo, di buona pratica, noi li abbiamo già fatti, facendo intervenire l'Unione dei Lupi, l'Unione dei Piccoli Proprietari, a incontrare i cittadini e a incontrare anche chiaramente le persone che hanno le proprietà degli immobili sfitti. Anche questa è una cosa molto 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 complessa però. Ecco, I piccoli proprietari però non sono i costruttori, cioè non può essere calmierato il mercato un mancato introito, tanto per essere chiari. Non sono solo i costruttori, Gli alloggi sfitti sono di proprietà di persone che non sono, anzi quasi mai sono costruttori. La cosa fondamentale è che non siano destinate risorse pubbliche per, come dire, far avere il mancato introito ai costruttori rispetto all'invenduto. Questo è l'elemento fondamentale. Certo. Ecco, allora, questione della casa, abbiamo sentito insomma le diverse posizioni. Un altro tema che volevo affrontare con voi è quello delle, diciamo tra virgolette, ricette di ogni schieramento che rappresentate per il centro che si svuota, in modo particolare di negozi ed attività commerciali, ma ne parliamo tra pochissimo, subito dopo la pubblicità. A tra poco.
Eccoci, siamo nuovamente in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, spazio dedicato al dibattito politico in vista delle elezioni amministrative del 14 e 15 giugno, con particolare riferimento alla città di Treviso. Ospiti Sandro Zampese, candidato della Lega, Caterina Dozzo, candidata della lista Denardi, sindaco, e Gabriele Zanella, candidato di Unione Popolare. Dicevamo di centro che si svuota, con particolare riferimento a quelle che sono le attività commerciali. Sandro Zampese, che cosa si può fare per evitare che appunto sempre più negozi chiudano e come magari sempre più spesso attività commerciali siano sostituite per esempio da attività nel settore dei pubblici esercizi, bar, ristoranti, e magari i piccoli negozi lentamente stanno sempre più scomparendo. Certo, noi molto abbiamo fatto in questi 5 anni di mandato. La situazione è difficile perché una città che vive, la città la si fa vivere quando c'è una moltitudine, una varietà, soprattutto legata al censo dei cittadini e anche la diversificazione di servizi e negozi, questo è indubbio. E per questo noi abbiamo il portale Urbecom che sta monitorando tutta la situazione, e la politica strategica di questa amministrazione del mandato dei prossimi 5 anni sarà quella, ovviamente nell'ottica delle Olimpiadi di Cortina, di andare a relazionare e a concatenare tutti gli eventi della città di Treviso, quali eventi sportivi, quali eventi soprattutto culturali, enogastronomici, eccetera, con la rete dei negozi, in modo che Treviso sia un vero e proprio grande centro commerciale e che dia la possibilità proprio a tutti, anche ai piccoli venditori, di trovare un proprio spazio. Ecco, questo Zampese per quanto riguarda soprattutto il centro della città. C'è anche un grosso problema per quanto riguarda i quartieri, no? Che comunque sono peraltro la parte dove c'è maggiore residenzialità ovviamente della città di Treviso, e che stanno sempre di più perdendo quelle piccole botteghe, quelle piccole attività che molto spesso costituiscono anche un elemento fondamentale di coesione sociale, di tessuto sociale, di vitalità del quartiere stesso. Beh, questo ho visto però che recentemente c'è un'inversione di tendenza e quindi c'è un ritorno a riappropriarsi dei piccoli esercizi, proprio gli esercizi che nelle periferie davano e danno proprio il senso e il servizio alle persone che lì vi abitano. Noi abbiamo fatto molto lavoro, diciamo, di riqualificazione delle periferie, perché specialmente anche come lavori pubblici, perché una zona riqualificata è sempre una zona appetibile, è una zona dove si possono insediare anche nuove realtà commerciali. La nostra politica sui quartieri, che è la nostra politica da sempre, è quella proprio di puntualmente e programmare riqualificazione di vie, di piazze, eccetera, per andare poi a incentivare anche l'apertura di quei servizi, quei negozi che magari per troppo tempo erano stati chiusi. Gabriele Zanella. Ovviamente noi siamo di fronte ad un fenomeno ingente che vede come elemento centrale la proliferazione di supermercati, la proliferazione di esercizi commerciali grandi, di centri commerciali nella cintura esterna alla città. Questo avviene in tutte le città e questo è un fenomeno al quale va messo fine. Cioè, se noi vogliamo rilanciare il piccolo commercio e in centro e nei quartieri, dobbiamo smettere, chi lo fa per meglio dire deve smettere di continuare a favorire la grande distribuzione organizzata, di continuare a favorire la costruzione di centri commerciali e di supermercati dal punto di vista sull'ambito esterno alla città. Questa è una maniera per rilanciare
il piccolo commercio, rilanciare il commercio di vicinato, rilanciare tutte le belle cose che ci diciamo ma che poi la politica non fa, cioè l'idea che comunque ci sia un tessuto sociale che ruota attorno al piccolo artigianato, al piccolo commercio, alle botteghe, ai piccoli rivenditori di generi alimentari così come di altri generi e che in qualche misura abbia una tenuta economica e abbia una tenuta sociale. Quindi non credo ci siano grandi ricette, si tratta solamente di smettere con la politica dei grossi centri commerciali, della grande distribuzione, dei supermercati su supermercati, eccetera. Ed ora alla candidata della lista Denardi, sindaco Caterina Dozzo, su questo tema. Eccomi. Allora, concordo appieno sul fatto della necessità di non andare a consumare altro suolo e ne approfitto per fare una precisazione. Infatti al candidato Zanella insomma, il discorso che diceva prima degli accordi con i costruttori era un discorso proposto dal candidato Rancan e questo ci tenevo a metterlo, insomma, a chiarirlo. Forse eravamo in due. Come? Scusa. Forse erano in due perché ci sono degli articoli sui giornali, comunque non importa. D'accordo, beh, andremo a controllare dopo la diretta. E, comunque per quanto riguarda il nostro discorso di adesso, è vero, bisogna iniziare dai quartieri che vanno ridotati di tutti i piccoli esercizi, tutti i servizi necessari, insomma, a tutti i cittadini e le cittadine, per poi lasciare al nostro centro storico, che è una chicca riconosciuta, insomma, da chiunque abbia la fortuna di passarci, e lasciare al centro quindi essere il palcoscenico di tutto l'artigianato, di tutto, insomma, ciò che di bello il nostro territorio offre, perché c'è molto. In questi ultimi anni purtroppo si è assistito tristemente a un centro che si sta piano piano svuotando e che si sta invece popolando di appunto grandi marchi, eccetera. Non è questo che fa la differenza a Treviso. Chi visita Treviso vuole la trevigianità, vuole il prodotto, la chicca, eccetera. Per farlo sicuramente bisognerà essere ben consapevoli di ciò che c'è e non c'è nel centro storico. Anche lì, di nuovo, così come per le abitazioni, riaprire un dialogo forte con, insomma, i proprietari degli immobili nel centro per agevolare loro in primis nel fornire i loro spazi magari a dei piccoli artigiani piuttosto che invece che, insomma, ai grossi marchi, che tutti siamo d'accordo non rappresentano il bello che abbiamo da offrire. Sì, ma gli esercizi di vicinato devono essere importanti anche in centro storico, perché se noi vogliamo ripopolare il centro storico, oltre alle politiche del caro affitti di cui se ne parla sempre poco e vale anche per i commercianti, dobbiamo far tornare lì e far rimanere le botteghe storiche che ci sono e far implementare l'esercizio di vicinato. È così che si implementa anche l'idea di andare a riqualificare e ripopolare il centro storico, perché se noi abbiamo dei grandi magazzini, abbiamo monomarche, abbiamo una vetrina bellissima, però sarà una vetrina sempre spoglia e non sarà mai una città viva. Sono d'accordo, infatti il discorso di riqualificare bene i quartieri, dotarli di tutti i servizi, significa anche rendere i quartieri stessi maggiormente attrattivi per tutti i commercianti, che magari appunto possono tranquillamente svolgere la loro attività anche al di fuori del centro storico e lasciare al centro storico davvero essere il fiore all'occhiello di tutti, che significa assolutamente avere anche gli esercizi di vicinato, che ben venga, anzi. No. Ecco, ultimo tema che volevo affrontare prima di chiudere il nostro dibattito è quello della sicurezza in città. Molto si è parlato, soprattutto per quanto riguarda baby gang in determinate aree particolarmente calde della città, un tema annoso che si trascina da parecchi anni e che però ancora non ha avuto una soluzione. Zampese. Beh, intanto io non parlerei di baby gang perché mi sembra un po' troppo dare importanza dei fenomeni di disagio giovanile. Baby gang ci sono, esistono in altre città, in altre situazioni, in altre città dove c'è una marginalità e una disgregazione sociale molto più elevata. A Treviso non parlerei di baby gang. Si parla di disagio giovanile
ha una molteplice componente dovuta in primis magari a certe famiglie che non riescono, diciamo, a dare una sana educazione a questi ragazzi, oppure questi ragazzi che hanno perso un po' i valori o gli indirizzi, un indirizzo, una programmazione nella vita, complice anche, mettiamoci anche il Covid, che non ha certo facilitato le relazioni sociali. Io ricordo che il nostro sindaco Mario Conte è stato il primo ad andare in piazza a parlare con i giovani, a capire in prima persona il loro disagio, i loro sogni, le loro volontà, e su questo poi li abbiamo incontrati anche in comune. Abbiamo visto che tantissimi di loro, diciamo, presi e fatti ragionare su alcuni temi, diciamo che sono molto diciamo, reattivi proprio dal punto di vista anche valoriale. Quindi io direi, non facciamo di un'erba un fascio, ci sono i giovani, ce ne sono di bravissimi, ci sono giovani che vanno fuori Italia, vanno a lavorare in tutte le parti del mondo, c'è, come si diceva prima, una forte componente negativa del precariato del lavoro, eppure i giovani sono lì che lavorano dalla mattina alla sera. E poi dobbiamo chiaramente capire il disagio giovanile, perseguirlo, perseguire le persone che commettono dei reati affiancato al tema del disagio giovanile, però dire che siamo in preda alle baby gang mi sembra esagerato. Sono fenomeni, almeno adesso a Treviso, contenuti, e sono fenomeni che secondo me sono destinati anche a estinguersi. Zanella, sulla questione della sicurezza. Ma anche per quel che mi riguarda, la logica da seguire è innanzitutto la logica preventiva, in particolar modo in una fase di disagio crescente legato anche ai fenomeni di isolamento che ci sono stati negli anni scorsi, alla pandemia e quant'altro. Noi dobbiamo agire, io credo, per ricomprendere, reincludere nel tessuto aggregativo, nel tessuto sociale, quelle determinate fasce sociali a rischio, i giovani in primis, gli adolescenti in primis, che molto spesso si trovano ad un bivio nel quale, come vi è una strada che porta in qualche misura all'isolamento, al disagio e alle ripercussioni di quel disagio in termini negativi, far scegliere loro l'opzione in qualche misura che li ricomprende. È chiaro che su questo è necessario l'intervento pubblico, è necessario un intervento pubblico da parte del comune che ad esempio vada a monitorare in termini precisi e efficaci un fenomeno crescente che è la dispersione scolastica. Noi non possiamo sottacere al fatto che negli ultimi anni questo fenomeno stia aumentando, sia tornato in aumento dopo degli anni nel quali l'istituzione scuola riusciva a includere in qualche misura la totalità della fascia giovanile. Allora, di fronte a questo fenomeno in aumento, di fronte a delle patologie psichiatriche che riguardano tutte le fasce di popolazione, ma in particolar modo in questo momento i giovani, il pubblico deve metterci mano, il comune deve metterci mano, vanno previsti dei centri di ascolto, va prevista la valorizzazione di tutto quel tessuto associativo che si occupa del ricomprendere, dell'includere i giovani nella fattispecie, insomma, e la popolazione più in generale, perché altrimenti noi rischiamo veramente di dover andare ad incidere su delle situazioni che sono compromesse. Penso che la logica da seguire sia la logica innanzitutto preventiva, innanzitutto legata all'inclusione sociale. Ecco, Caterina D'Ozzo, e con questa domanda quindi concludiamo il nostro dibattito. Prego. Allora, sono particolarmente contenta perché il tema delle baby gang è in parte quello che mi ha convinta anche a candidarmi e a mettermi quindi a disposizione della comunità. Perché? Perché i ragazzi e le ragazze di cui tanto parliamo non sono ragazzi e ragazze che non sono in gamba, sono semplicemente persone a cui non è ancora stata data la possibilità di scoprire quali sono le loro opportunità nella vita. In questo senso ho avuto anche
insomma, anch'io ho modo di confrontarmi con il sindaco Mario Conte, che però dice che insomma, gli spazi per i giovani ci sono, i giovani non sono però portati a frequentarli. Ecco perché. Perché ecco cosa si può fare. Per costruire gli spazi per i giovani bisogna coinvolgere i giovani nell'esprimere le loro esigenze e quindi costruire degli spazi e delle iniziative, delle opportunità su misura, non basandoci su quello che noi percepiamo essere la loro esigenza. Sono assolutamente d'accordo, va coinvolto l'apparato di associazioni che appunto sono più di 300 nel nostro territorio e hanno una forza incredibile nel coinvolgere. In che modo? Anche lì portando le associazioni dai ragazzi, portandole a mettersi in mostra, quindi portando dei grossi vantaggi anche alle associazioni che comunque dopo il Covid hanno vissuto dei momenti molto difficili. Perciò creando quest'unione, creando questo dialogo tra le due parti, sono certa che si potrà fare molto. Un'altra cosa che assolutamente io ritengo necessaria per poter davvero eliminare la violenza tra i più giovani è eliminarla tra gli adulti e nell'amministrazione. Sono troppi gli episodi che si sono sentiti di recente che vanno al di là della politica, vanno al di là dello sport, che è diciamo, la tematica con cui è stato più connessa diciamo, lo scontro ultimamente. Non si può più parlare, non ci si può più dare spazio alla violenza. Se la violenza c'è, ci si allontana e questo purtroppo io non l'ho visto di recente in questa campagna, è una cosa a cui tengo molto, per insegnare ai giovanissimi a vivere in una società sana, quindi prendere parte alla società, bisogna essere i primi esempi, perciò assolutamente che sia una campagna sulle competenze e non sulla voce, su chi fa la voce più grossa. C'è una campagna violenta questa? No, ci sono stati degli episodi però in cui purtroppo, per esempio sulla tematica del tennis, quando poi tutta la curva si è espressa con dei cori negativi rispetto a Giorgio De Nardi, io non ho visto nessuno dell'amministrazione attuale allontanarsi da quei cori, che secondo me da cittadina, da giovane, sarebbe stato il primo passo da fare per poi assolutamente presentare un'idea opposta rispetto a quella appunto sul tennis. Però in primo luogo bisognerebbe discostarsi da tutti i tipi di azioni e parole violente. Ma stiamo parlando di cori da stadio? Certo. Allora io devo chiudere adesso perché siamo davvero in chiusura. Abbiamo già sentito anche il sindaco Conte e Giorgio De Nardi proprio su quanto accaduto in merito allo stadio. Allora io vi ringrazio davvero per essere stati con noi, grazie a Sandro Zampese, candidato della Lega, grazie a Caterina Dozzo, candidata della lista De Nardi sindaco, grazie a Gabriele Zanella, candidato di Unione Popolare. Davvero tutto per questa edizione. Grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito da casa. Un buon pomeriggio.